Faberbox, a Schio, vi parla Silvia Pasquariello, Presidente regionale dei Grafici. Siamo a Remecce e anche quest'anno, anche se siamo fisicamente lontani, in un certo senso siamo forse ancora più vicini. Infatti, grazie a questa diretta, siamo entrati nelle vostre agenzie, nelle vostre case e magari stiamo anche accompagnando qualcuno in macchina. Un rapporto veramente speciale, quasi intimo, solo noi di Mecce e tu. Potrai inoltre rivedere e riascoltare tutti gli interventi della giornata anche domani e tutte le volte che vorrai. Come vedi, stiamo usando un mezzo digitale per comunicare con te e questo nuovo modo di relazionarsi, anche se ormai sappiamo non è più così nuovo, noi di Mecce abbiamo invitato dei professionisti della comunicazione che porteranno le loro riflessioni e le loro esperienze sul tema appunto della comunicazione digitale. Ci auguriamo che ascoltare gli interventi sia per te uno stimolo per migliorare la tua professione e, perché no, anche trovare degli spunti per rivoluzionarla. Ricorda, chi si ferma è perduto, quindi non farti fermare dal DCPM o dalla tecnologia. Buttiti in questa rivoluzione, sii protagonista del tuo futuro. Noi di Mecce e di Confartigianato ti saremo vicini anche dopo quest'oggi. Abbiamo progettato infatti insieme a Jumper, il nostro partner storico, un percorso formativo per accompagnarti alla scoperta di nuovi modi di pensare e progettare servizi dedicati alla comunicazione d'impresa. Questo percorso lo abbiamo battezzato Re Project, tanto per stare in tema di Re. Sarà un percorso accessibile a tutti, sia a livello di impegno temporale che a livello economico. Resta connesso quindi a questa diretta YouTube fino alla fine dell'evento, perché durante la giornata Luca Pianigiani di Jumper ti svelerà i dettagli del percorso Re Project. Ora passo la parola velocemente a Roberta Cozza, Presidente regionale Fotografi e categoria Comunicazione. Ciao a tutti e grazie per essere collegati in questo momento. A me aspettano i saluti ed i ringraziamenti. Per prima cosa voglio ringraziare tutte le persone che insieme con me e Silvia hanno reso possibile oggi Rematch. Beh, in primo luogo il cappello va a Confartigianato Vicenza, che ci ha permesso negli anni di portare avanti questo progetto. Luca Pianigiani, che è con noi, che tra poco vi presenterà il progetto e i relatori. Poi una persona che per noi è stata molto importante, Marco Sandonà, speciale. Luca Caleari e tutte, veramente tutti i funzionari e i dirigenti che ci sono stati vicini. Non ultime voi aziende, quelle che ci hanno seguito nei precedenti webinar, quelli che ci seguiranno oggi e tutte quelle persone a cui vorrete consigliare di andare a riascoltare poi comunque i nostri webinar, il nostro progetto. Sono tanti anni che ci lavoriamo e per noi è stato proprio un parto, Silvia, vero e proprio, anche se io e Silvia non abbiamo figli, però questo è stato un parto. Quindi un ringraziamento speciale a tutti, un ringraziamento a voi e voglio lasciarvi solo con una parola: curiosità. Siate curiosi. Ricordatevi una cosa, la curiosità in questo momento va a braccetto con la creatività. Noi ce la stiamo mettendo tutta per lasciarvi tutte le opportunità per superare dei momenti difficili, essere positivi, trovare una creatività che poi ci porti a sviluppare le nostre aziende con dei progetti nuovi e che possono essere assolutamente digitali e assolutamente che ci portino a fare il salto in questo, chiamiamolo, nuovo millennio digitale. Ora vi presento Luca Pianigiani che ci accompagnerà in tutta la giornata e in questo nostro grande progetto. Luca. Buon lavoro. Grazie a Roberta, grazie a Silvia, grazie a voi che siete qui davanti. Il mio incarico è quello di essere un pochino la valletta e per questa prima parte dell'incontro raccontarvi un po' le fila di questo progetto, di queste idee e di questo contenuto. Noi in realtà siamo partiti
da un percorso. Questo percorso è iniziato qualche mese fa, ma in realtà il dialogo che abbiamo sviluppato è un dialogo che appunto, come hanno detto giustamente Roberta e Silvia, arriva da lontano. È da tanto tempo che abbiamo pensato di voler fare qualcosa di più impegnativo, di più corposo per la categoria e per le categorie. Quindi i segni che abbiamo portato avanti tra settembre, in realtà luglio, poi a ottobre e adesso siamo qui insieme a voi, riguardavano degli eventi. Uno era Redesign, che era dedicato espressamente al mondo dei creativi, delle agenzie di pubblicità e di comunicazione. Poi abbiamo parlato qualche settimana fa di questo Rethink. Rethink era dedicato alle aziende che devono comunque nell'ambito della loro attività comunicare sempre di più, e tutto questo ha portato sostanzialmente a questo rematch, che è la riunione di tutti i discorsi. Tra l'altro quando e se desidererete avere le slide potrete recuperare gli eventi precedenti che sono stati comunque pubblicati su YouTube, e quindi potete eventualmente andarli a recuperare. Bene, il discorso è abbastanza semplice, sebbene sia estremamente complesso. Noi siamo in un ambito in cui ci sono delle realtà professionali, i fotografi, i videomaker, le persone che lavorano sull'immagine. Poi ci sono i designer, è un termine un pochino così tirato solo per metterlo all'interno di una slide in modo più semplice, ma sostanzialmente sono tutti quelli che fanno comunicazione. E poi ci sono le aziende. Quello che noi crediamo sia determinante è capire che tutte queste tre entità non sono delle entità che vivono separate, ma bisogna lavorare insieme, e dove le separazioni tra questi mondi in realtà diventano sempre più strette. Quindi che cosa voglio dire? Che le aziende sono sempre più portatrici di comunicazione, e tutti i professionisti della comunicazione sono a loro volta delle aziende. Quindi non c'è una separazione, secondo noi, proprio così evidente, e sarà sempre più così. Il discorso è che ci porta a oggi, siamo il 6 novembre, il 6 novembre è chissà se è una coincidenza. Oggi è il primo giorno di ritorno a un lockdown abbastanza serrato, non come quello di qualche mese fa, ma quasi. Io sono arrivato questa mattina da Milano e ovviamente sono nella zona più rossa della situazione. Perché dico che le coincidenze non esistono? Perché questo progetto è nato in modo più operativo e più pratico proprio per rispondere al fatto che ci sono stati dei cambiamenti evidenti nel nostro mondo, tutti noi li abbiamo vissuti e tutti noi li stiamo subendo, e da oggi ancora di più. Questa cosa conferma il fatto che noi dobbiamo capire che non siamo in una situazione di emergenza, siamo in una situazione di emergenza che ha cambiato e cambierà tutti i nostri comportamenti, o gran parte dei nostri comportamenti, quindi anche le attività economiche, quindi anche le attività di comunicazione. Chiaramente lo vediamo qui davanti in modo molto evidente. Parto da delle foto, sono delle foto di un bellissimo articolo che è uscito credo ad aprile del New York Times, uno dei punti di riferimento della comunicazione ben fatta. Anche qui i link poi ci saranno se volete andarli a vedere, perché sostanzialmente mostravano le tante città diventate deserte fuori e diventate immensamente popolate dentro le stanze, dentro le case. Strade che noi siamo abituati ad avere sempre visto con migliaia, milioni di persone che passavano, e che ci danno un effetto, questa è Milano, è un effetto di vuoto, ed è esattamente l'effetto di vuoto che abbiamo in questo momento, in questo evento davanti a noi. Ecco, tutte queste cose ci fanno capire che certo c'è al tempo stesso una preoccupazione, ma c'è anche qualcosa che noi dobbiamo cercare di trasformare in opportunità, in vantaggio, in forza, in comunione. Quindi tutto questo ci porta sostanzialmente a dover girare pagina. In questo periodo abbiamo visto un sacco di contenuti che ci spiegavano come girare pagina. Questo per esempio è una rivista che proprio in copertina ci diceva: guardiamo, cerchiamo 100 nuove idee per poter cambiare quello che è il nostro atteggiamento. E il concetto di girare le pagine abbiamo cercato di farlo.
È chiaro che in tutto questo periodo c'è una chiara e evidente focalizzazione su quello che riguarda la tecnologia. Bene, di tecnologia stiamo vivendo sempre di più, ma di tecnologia noi dobbiamo capire che non è solo un fatto di tecnologia fine a se stessa. La tecnologia è un mezzo esattamente come qualunque altro. Il problema che noi dobbiamo capire è che se dobbiamo cambiare noi in quanto esseri umani, e quindi se la tecnologia ci aiuta non può certo sostituirsi a una anzi crescita proprio umanistica di quello che è la nostra comprensione del nostro ruolo. Non possiamo pensare che la freddezza di un pixel o di un monitor possa sostituirsi all'empatia, all'entusiasmo, alla voglia di fare, alla voglia di creare nuove idee. Quindi il mio tema inizialmente è partito proprio da questo. È una frase che io ho già usato nel precedente webinar, ma volevo usarlo come legame, dicendo: abbiamo bisogno di mettere a fuoco la centralità dell'uomo, gli obiettivi, le esigenze, le motivazioni di questi mesi che abbiamo puntato sulla tecnologia, ma questa è fondamentale, sebbene sia solo il mezzo e non il fine, e specialmente non è la soluzione. Tutto questo non arriva da un'informazione nuova, ma da persone che in realtà questa cosa l'hanno detta tanti decenni fa, quindi è anche interessante capire che poi le parole tecnologie vengono usate e poi a seconda del contesto noi le percepiamo come digitali o come motore a scoppio oppure come ben altre cose. Bene, allora ho cercato di fare dei piccoli collegamenti tra, per esempio, è chiaro che siamo in un ambiente produttivo, imprenditoriale oppure di crescita, di sbocco verso la professione. Ci sono anche molti giovani che ci stanno seguendo in questo momento, e che è il lato dell'umanismo e delle persone riguardo al mondo del lavoro. E c'è, visto che ci occupiamo di immagine, un cambiamento epocale evidente. È così banalmente evidente che non bisognerebbe dirlo, ma uno studio che ha fatto Adobe, che ha da tempo acquisito anche un'area di gestione dell'immagine e di vendita delle immagini royalty free, quindi le immagini che si usano per fare comunicazione, dimostravano, questo ha anche un link che vi posso lasciare interessante, del come è cambiata la comunicazione proprio visiva di quello che noi intendiamo il mondo del lavoro. Una volta erano un certo tipo di visualizzazione, quando visualizzavamo al lavoro pensavamo a certe cose, e poi automaticamente adesso la percepiamo in un modo diverso. Siamo di fronte a Zoom e non siamo più in una sala riunioni, tanto per fare un esempio banale. E in questo caso, vedendo sulle slide, capiamo quanto nel 2019 e nel 2020 la visualizzazione del concetto di lavoro è stata proprio modificata in modo evidente. Tutto questo ci porta che ovviamente stiamo quasi tutti lavorando da remoto e chissà se funziona, perché in questo momento forse ci stiamo facendo un sacco di domande che a marzo non ci siamo fatti, perché a marzo eravamo dei cuccioli spaventati tutti, non sapevamo cosa sarebbe successo. Adesso anche come dire, i dubbi che sono venuti fuori anche nelle decisioni a livello diciamo più alto di noi mostrano delle incertezze, dei dubbi, una serie di tematiche, anche una serie di polemiche. Perché? Perché il problema è che dobbiamo capire se le cose possono funzionare sul serio. Il lavoro da remoto funziona? Sì, no, non lo sappiamo esattamente, però ve ne segnalo una di cosa che dice che solo il 31% di un'azienda, e poi vi dico qual è questa azienda, dei dipendenti intervistati, ha ritenuto di essere stato in quel periodo di lockdown altamente produttivo. Forse questa cosa potrebbe essere un commento di un'azienda che magari con la tecnologia non c'ha molto a che fare, magari non ce l'aveva nel tessuto della propria, nel DNA della propria azienda. Beh, io ho cambiato la parola e ho scritto dipendenti, in realtà la parola era ingegneri, e gli ingegneri erano gli ingegneri di Google. La cosa impressionante è che non siamo pronti, nessuno è pronto. Poi c'è qualcuno che magari ha più cavi collegati, è in una situazione più facile, ma in realtà
tutti noi non siamo pronti a questa cosa. Se non lo è stato pronto l'ingegnere di Google, possiamo immaginare che questa cosa sia difficile. Eppure qualcosa dobbiamo fare, qualcosa è importante da fare. Un altro esempio che arriva da JP Morgan Chase, che la sua CEO ha detto: voglio riportare il nostro personale in ufficio perché abbiamo notato alienazione tra i nostri dipendenti più giovani mentre lavoravano da casa. Anche questo è interessante. Noi magari pensiamo che i giovani siano quelli più preparati al digitale perché sono nativi digitali. Bene, forse i giovani sono quelli che stanno soffrendo di più. Io ho tanti studenti o ex studenti giovanissimi, ho sentito qualche tempo fa il rettore del Politecnico dire: il bello del mestiere dell'essere professori è che davanti a noi abbiamo sempre delle persone giovani che non invecchiano mai. Chiaro che invecchiate tutti, peccato che però, o per fortuna, ogni anno ci sono persone che vengono sostituite e diventano altrettanto giovani. Bene, in questo momento forse noi dobbiamo preoccuparci non dell'esperienza o dell'attitudine al digitale. Tutti i giovani vivono di digitale, sono nati nel digitale, eppure malgrado questo stanno soffrendo tanto. Quello che dobbiamo dire quindi non è una preoccupazione o un desiderio di tornare indietro, perché non possiamo tornare indietro, dobbiamo andare in avanti, però dobbiamo capire come le aziende, come i professionisti, come quelli che si occupano di comunicazione possono fare qualcosa per rendere più facile questo tipo di evoluzione, che comunque è un'evoluzione che è arrivata per rimanere e non sicuramente per sparire. Bene. E la casa? Cos'è successo alla casa? È successo una confusione incredibile nelle case. Abbiamo vissuto per tanti anni l'idea che la casa era semplicemente un luogo dove dormire e dove comunque solo parcheggiare una piccola parte della nostra vita, perché poi si viveva fuori e poi si viveva nel mondo digitale, eccetera, e di colpo gli appartamenti sono diventati strettissimi, sono diventati inadeguati per poter ospitare una famiglia con dei bambini, con una moglie, un marito, delle persone, un fratello, una sorella, perché di colpo ci siamo accorti che avevamo bisogno di più spazio, avevamo bisogno di più stanze, avevamo bisogno di tanta connettività e avevamo bisogno di mobili che in realtà non erano adeguati al vivere e al lavorare all'interno di una casa. Ci sono un po' di statistiche che ho tirato fuori in termini di grafici che dicono qualcosa che però ci deve far riflettere anche in modo positivo. Forse in questa crisi stiamo diventando più umani. Uno degli elementi della ricerca che è stata fatta nel periodo, diciamo, di lockdown portavano a dire che le persone cercavano cose da fare in casa e qualcosa per rendere più bella la casa. Voglio dire, magari è un elemento positivo. Questi sono dati inglesi, ma non credo che i dati del mondo siano poi così molto diversi. Un sacco di gente ha cominciato a occuparsi di giardinaggio. È bello pensare che in un momento di difficoltà ci possa essere qualcosa di veramente forte, piuttosto che l'attività, quindi comunque il misuratore del capire che il tempo è un valore che spesso buttiamo via e quindi capire come poterlo gestire meglio, piuttosto che tanti elementi che portano a dire che ovviamente la crescita su quelli che sono i servizi di live chat, piuttosto che quello che è il poter provare in modo virtuale dei prodotti. Ci stanno chiudendo i negozi? Li hanno chiusi? Devono essere chiusi? È chiaro che i prodotti si continueranno a vendere, ma questa cosa deve portare chiaramente a dei cambiamenti anche in termini di comunicazione. Piuttosto che ovviamente il servizio del qualcosa che mi consegni entro il giorno dopo. Tutte queste cose devono far riflettere, perché le aziende che vorranno uscire da questo tipo di situazione dovranno offrire questo tipo di prodotti. E addirittura anche per quello che riguarda gli strumenti più semplici come le app, c'è stata un'impennata nell'uso delle app e della ricerca di app. Tutto questo ci porta per esempio a qual è un punto di riferimento della casa. Potrebbe essere Ikea come punto di riferimento. Loro hanno fatto un documento bellissimo dove hanno immaginato una reboot, una riesplosione del concetto di casa, facendo una serie di indicazioni, mostrando una serie di stimoli per far capire che ci sono delle nuove priorità. Fare gli esercizi da casa, gestire in modo migliore il cucinare piuttosto che il mangiare,
lavorare, la virtualizzazione della parte sociale che noi abbiamo, tutte queste cose che magari qualcuno di noi vive in modo terribile e preoccupante, in realtà sono diventate delle sensazioni che hanno un sapore di buono, ed è per quello che il lato umanistico forse dovremmo ritirarlo fuori. E addirittura un potenziamento che non arriva di sicuro dal lockdown, ma nel lockdown abbiamo subito con maggiore sensibilità alcune situazioni, e quindi per esempio le aziende hanno cominciato a sentire il fiato addosso dei clienti e dei potenziali del mercato, che comincia sempre più a chiedere un comportamento etico da parte dei brand, e questa cosa ovviamente crea dei valori di umanismo che chiaramente possiamo legare alle situazioni che quest'anno in particolare abbiamo vissuto con angoscia e con preoccupazione, ma che chiaramente si trasformano in dobbiamo capire che le persone percepiscono delle cose diverse con maggiore sensibilità rispetto al passato. Ok. Chiaramente arriviamo anche, e ci saranno degli interventi oggi che spiegheranno molto bene nel dettaglio la parte del commercio elettronico, la parte dell'evoluzione del web marketing, eccetera, e tutto questo porta a dire che in realtà, specialmente i giovani, stanno seguendo solo dei canali di informazione. La frase tipica è: mi informo su Instagram. Chissà cosa si informano, chissà cosa scoprono su Instagram, ma è sicuro che anche questo richiede un'attenzione da parte delle aziende, che devono di sicuro capire che oggi il metodo di comunicazione deve andare verso gli utenti. Noi non possiamo credere che i media siano quelli dove dobbiamo portare le persone, sono quelli dove noi dobbiamo affacciarci per fare in modo che le persone che vivono all'interno di quei media si possano percepire anche il nostro valore. Comunicare quindi vuol dire cambiare, ora più che mai, e questo elemento ci porta a dire che per di più alcune cose che sono state chiaramente sviluppate negli ultimi anni dalle grandi aziende, dalle multinazionali, che questa cosa l'hanno capita chiaramente in anticipo, bene, di colpo siamo diventati tutti grandi oppure siamo diventati tutti piccoli. Siamo tutti oggi nella condizione che per poter far crescere, mantenere il nostro business, ma anche sopravvivere, perché in certi casi davvero il problema è la sopravvivenza, dobbiamo fare in modo di essere molto digitali, ma in modo intelligente. Purtroppo vediamo un uso del digitale spessissimo fine a se stesso. Non è che se usiamo uno smartphone siamo digitali, non è che se usiamo la parola smart automaticamente siamo smart. Spessissimo diciamo smart e siamo stupidi, quindi il problema è proprio una crescita e l'investimento di sforzo deve essere fatto in questo senso. Ok. Quando abbiamo fatto partire questo progetto ci ha fatto riflettere molto su questi giochi, cercavamo dei nomi, cercavamo dei legami e ovviamente il primo è stato Remoto e l'abbiamo guardato e abbiamo detto: guarda che c'è un moto vuol dire movimento, vuol dire tornare indietro, era strano questo gioco, e allora abbiamo cercato di cominciare a dire che potevamo ripensarlo, e allora abbiamo deciso di fare un evento che si chiamava Rethink, e poi abbiamo detto che comunque bisognava ridisegnarlo, e a quel punto abbiamo fatto un evento che si chiamava Redesign, e poi abbiamo detto che bisognava ricaricarci tutti, ricaricare tutte le nostre sia batterie che il nostro pensiero di quello che era la realtà, e poi abbiamo detto che forse dovevamo cambiare i posti dove viviamo, i posti dove lavoriamo, i posti dove facciamo qualcosa, e quindi fare. C'è una grande paura dell'immobilismo, noi non possiamo permetterci di stare fermi, ma dobbiamo fare, e dobbiamo fare molto di più di quello che facevamo prima. Quindi tutto questo ci porta verso una ripartenza, guardate quante belle cose che si possono, un refresh, un rinfrescamento di tutto quello che noi abbiamo, un remind, cioè ci abbiamo messo, potremmo fare un'enciclopedia di re, a questo punto ci possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma a un certo punto noi siamo detti tutto questo che cos'è, e allora abbiamo pensato qual era la parola migliore da mettere lì dentro, e la parola migliore che abbiamo trovato è che alla fine era un progetto per rimettere insieme una serie di punti che non stavano funzionando, per rimettere insieme delle entità che sono state separate prima dalla cultura, dalla storia, dal mondo, da tutto quello che è successo, ma poi anche dal fatto che il distanziamento ci ha portato più lontano. Questo Reproject ci ha portato verso un sogno.
ed è quello che è il sogno che stavamo ipotizzando da diversi anni insieme agli amici di Confartigianato Vicenza, che è quello di dire ok, abbiamo degli utenti per riuscire a fare questo e dobbiamo pensare a loro. Chi sono questi utenti? Beh, sono esattamente in prima battuta quelli che noi abbiamo individuato per fare questi eventi precedenti. Siete voi che siete qui davanti. Siete delle aziende piccole, medie, grandi, poco importa. Siete dei grafici, dei creativi, dei comunicatori. Siete delle persone che producono immagini. Bene, questo è un progetto che riguarda voi. Però abbiamo voluto inserire altri due tipologie di utenti che non sono altre professioni, sono delle persone che spessissimo all'interno dei progetti vengono dimenticati e sono i giovani che in questo momento hanno una grande difficoltà anche di tipo formativo. Le scuole sono in grado, ma per scuole io intendo anche gli istituti professionali, le università dove io per esempio insegno. La domanda che mi pongo è: li stiamo preparando al futuro visto che il futuro è cambiato? Siamo sicuri che le persone che ci stanno mostrando il futuro a queste persone sono in grado loro stessi di averlo compreso? Io ho paura che non sia sempre così. E poi ci sono quelli, sarebbe stato da mettere le persone meno giovani. Ma le persone meno giovani non sono meno importanti o diverse rispetto alle persone giovani. Io ho messo la parola restart, perché in questo momento ci sono un sacco di realtà, di professionisti, di persone, di uomini, donne, che alla fine non interessa se hanno 20 anni o se ne hanno 60. Si sono trovati per la serie di motivi che ben conosciamo senza un lavoro, si sono trovati in una situazione in cui quello che sapevano fare bene di colpo non lo possono fare più e questa cosa deve portargli un entusiasmo per riuscire a trovare, non quella cosa che è un problema, ma trovare le energie, l'entusiasmo per cercare di andare oltre. C'era qualcuno che diceva, quando c'è stata l'industrializzazione di alcuni settori, ci sono state un sacco di persone che sono rimaste senza lavoro. Per esempio nell'agricoltura sono arrivate le macchine e le macchine hanno tolto lavoro agli agricoltori e quindi i figli degli agricoltori si sono trovati che non avevano più niente da fare. Bene, erano quelle persone che hanno preso uno zainetto e magari sono andate verso la città e non sapendo cosa fare perché non potevano più occuparsi di quello, magari hanno fatto un corso di web design, di app design e sono diventati programmatori e hanno cambiato il mondo anche loro in un altro modo. Le rivoluzioni non sono quelle che solo vediamo sui giornali, sono quelle che capitano tutti i giorni. Quindi secondo noi il concetto di restart è veramente molto importante. Quindi ne parleremo tra poco insieme perché queste cose sono davvero importanti per poterne raccontare. Quello che voglio dire è che questa giornata di oggi, che vuole essere davvero una dimostrazione non tanto delle mie chiacchierate, noi abbiamo fatto diversi webinar che appunto avevano il sottoscritto che cercava di raccontare, questo non vuole essere una riprendere gli stessi concetti, se volete li potete andare a vedere su YouTube già registrati. Quello che abbiamo fatto invece è far parlare le altre persone, cioè le persone che in realtà hanno quelle competenze, quelle conoscenze che in questo momento in realtà noi non siamo in grado di poter avere se siamo dei professionisti, se vogliamo cambiare, se vuole succedere qualcosa. Quindi abbiamo chiesto a delle persone, abbiamo cercato in realtà, anche se con poco tempo e con una situazione organizzativa veramente difficile, di avere i migliori in assoluto, quelli che potevano davvero dare un valore importante e anche delle vere e proprie brevi lezioni che ci permettono di approfondire alcuni dettagli. All'interno di questa cosa prendo il mio volumetto digitale per potermi ricordare e non sbagliare. Noi abbiamo adesso, tra qualche minuto, sono felice di poter avere qui con noi una struttura che si chiama Tomura, in particolare Tommaso e Laura. Loro ci parleranno di marketing automation per relazionarsi con i clienti. Questo settore che chiaramente chiederemo a loro di raccontarci, di spiegarci, sta dicendo una cosa fondamentale, che in un momento in cui probabilmente pensiamo che le relazioni si vanno a perdere, in realtà si vanno a rafforzare, e anche questi sono dei fenomeni che non sono nati adesso, non sono nati sotto il lockdown,
sono nati adesso perché in questo momento sono evidenti a tutti, ma sono nati diversi anni fa. Quindi il fatto di potersi relazionare trovando degli strumenti anche automatizzabili, e questo vuol dire ovviamente risparmiare tempo, ottimizzare, avere un controllo, è davvero importante. Subito dopo, da Siracusa, quindi era quella un pochino più difficile anche in presenza di riuscire ad avere con noi, e ci dispiace, è Santina Giannone, che è una consulente in comunicazione, che appunto è, lo capirete dalla voce siciliana, ma per fortuna per lei è in un posto meraviglioso, quindi quando l'abbiamo incontrata e abbiamo visto il sole che filtrava dalla sua finestra, siamo stati un pochino gelosi, tristi del fatto che non potevamo essere anche noi lì, e ci parlerà di una cosa di cui lei è particolarmente esperta, che è la reputazione online. Cioè tutti i valori che si costruiscono attraverso una relazione fisica, attraverso guardarsi negli occhi, e questa cosa invece, quando non solo adesso, e torno a dire, Santina è anni che si occupa di questa tematica, quando non abbiamo la vicinanza fisica che ci permette di capire se una persona o un'azienda ha un buon tipo di reputazione, questa cosa si trasforma in qualcosa che invece è online. Quindi dobbiamo capire come tradurre queste sensazioni, che spesso sono emozionali, in qualcosa di concretamente percepibile anche a distanza. Poi ci sarà invece con noi, e di questo ne siamo felicissimo, Chiara Storti, che ci parlerà di una di queste tematiche che io avevo proprio accennato velocemente, dai siti web all'e-commerce, da Google al web marketing. Noi dobbiamo capire che gli strumenti che ci serviranno per aprirci agli orizzonti saranno sempre di più degli orizzonti assolutamente fondamentali da acquisire sotto forma di competenze aziendali, da acquisire come professionisti della comunicazione e da integrare con le nostre capacità nel produrre immagini per fare in modo che tutto questo possa funzionare. L'ultimo intervento esterno è di Enrico Marchetto. Enrico è un famoso consulente nell'ambito del digital marketing in generale, e lui ci parlerà del suo titolo, che è il più criptico di tutti, ma vi assicuro che è assolutamente fondamentale, lo vedrete tra qualche minuto quando ci sarà il suo intervento. E tu che azienda sei? Sono le domande disarmanti, perché sono le cose che sembrano che tutti noi abbiamo una risposta. In realtà forse queste risposte non solo non ce le abbiamo, ma abbiamo bisogno anche di qualcosa in più che ci possa aiutare ad approfondirle, specialmente viste da fuori. Enrico si occupa appunto di strategie digitali, di promozione digitale, e tutto questo è una di quelle componenti che ormai è diventata fondamentale. Ma perché? Perché in realtà il nostro mercato non è più un mercato locale, il nostro mercato è un mercato mondiale, o quantomeno molto allargato, e quindi l'esigenza di poter comunicare lo sarà sempre più importante anche a distanza. Tornerò io alla fine per spiegarvi questo progetto, questo Reproject, perché non è una chiacchierata che finisce qua. Oggi iniziamo questo progetto, e questo progetto è un'iniziativa di tipo formativo e che ci permetterà di proseguire nei prossimi mesi insieme per fare in modo che queste cose che dette in teoria, dette in un webinar, che sono certamente stimolanti, o quantomeno ci auguriamo possano essere stimolanti, dovranno essere qualcosa che invece saranno dei tasselli per poter imparare, per poter capire come poterli utilizzare, e dovranno essere delle scale per poter salire fino agli orizzonti di soddisfazione sia aziendale che professionale che noi ci aspettiamo da parte di tutti. Non è un cambiamento che possiamo gestire, di questo ne siamo convinti, da soli. Abbiamo bisogno di avere un orientamento, abbiamo bisogno di imparare e di approfondire qualcosa che non è scritto sui libri di storia e che comunque non esiste ancora neanche dal punto di vista delle formazioni in generale. Abbiamo un mondo che è cambiato 3 mesi fa, 4 mesi fa, e oggi lo dobbiamo affrontare perché
da qui a 6 mesi noi dobbiamo essere in grado di poter reagire in modo potente e completo. Bene, io ho cercato di essere stranamente più veloce del mio bla 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 solito, sapete che chi mi conosce sa che potrei parlare per 8 ore senza mai fermarmi, quindi in questo momento vi lascio a questo panorama da seguire, questi interventi da seguire. Chiaramente noi ci auguriamo che voi possiate essere tutti online in questo momento, è bello anche poterlo convivere in questo modo. Se ci saranno delle domande faremo il possibile, la diretta di Facebook e di YouTube ci crea una distanza temporale di decine di secondi, se non di un minuto, quindi non è facilissimo pensare che si possa fare un'evoluzione di domande e risposte in tempo reale, però cercheremo, se ci saranno delle domande, comunque magari di aggregarle e cercare quindi di dare risposta magari alla fine di ogni intervento, se riusciamo a contenere i tempi. Un'altra cosa che assolutamente vogliamo fare un po' per tutti è, sappiamo quanto sia difficile stare davanti a uno schermo per ore, non vogliamo rimanere così tanto tempo lasciarvi e quindi non andare e non superare le ore 18, questo è il nostro obiettivo. Però sappiate che nella parte finale non ci sono solo i saluti, c'è qualcosa di importante che diventa una forza su cui cominciare a lavorare insieme. Bene, se abbiamo i nostri primi ospiti, sono molto contento di poterli far partire, mi dicono di sì dalla regia, quindi io lascerei la parola con previa una sigla per presentarli nel modo visuale migliore possibile, i nostri amici di Tomura, quindi Tommaso e Laura. Grazie a tutti e buona continuazione. Sapete qual è la cosa bella delle rivoluzioni? Che a prescindere dal fatto che noi crediamo o meno che loro esistano, loro stanno andando avanti. Per questo motivo colgo l'invito che ci ha fatto il collega all'osservare che il mondo è cambiato 3 mesi fa. Per quanto ci piacerebbe potervi dire che il mondo è cambiato 3 mesi fa, in realtà il mondo è in continuo cambiamento. Quelle che stiamo vivendo sono, ormai è chiaro, sono anni in cui ci è stato detto che questa è paragonabile all'ennesima rivoluzione industriale. E allora a noi cosa aspetta fare in questa situazione? Naturalmente gli strumenti sono tanti. Noi oggi, io e Tommaso, abbiamo deciso di parlarvi della marketing automation, di una nuova modalità di relazioni con il cliente. Innanzitutto, che cosa significa marketing automation? Ci sono tantissimi processi di marketing, ovviamente non sta a noi in questi 30 minuti spiegarveli tutti, ma sicuramente tanti di questi processi di marketing sono attività ripetitive che possono e devono, a nostro avviso, essere riassunte, essere migliorate e ottimizzate in quello che appunto è un processo di marketing automation. Quindi un processo in grado di creare delle relazioni che devono diventare rilevanti e naturalmente di interesse, andando a migliorare le performance aziendali. Noi siamo un po' della filosofia che i freddi pixel in realtà poi possono non essere così freddi. Che cosa ne fa la differenza? Naturalmente quello che l'azienda ci mette dentro. Quello di cui si parla oggi è in effetti secondo noi, delle sfide più interessanti a cui possiamo assistere, ovvero quella delle relazioni human to human. Che cosa significa avere una relazione human to human? Significa principalmente andare a personalizzare delle relazioni che naturalmente sono di marketing, sono relazioni commerciali, sono relazioni di brand, sono tutte quelle relazioni che uniscono l'azienda al cliente o potenziale tale in quelli che vengono chiamati micromomenti. Perché già anche in questo istante immagino che voi probabilmente state guardando questo evento a cui siamo felicissimi di partecipare, ma nel mentre state messaggiando con il servizio clienti di Amazon o quello della banca perché avete dimenticato il PIN e nel mentre state chattando su TikTok con una vostra web star, eccetera. Quindi queste relazioni devono mai come ora essere personalizzate. Lascio a Tommaso la parola perché ci farà alcuni esempi molto pratici sin da subito di quello che significa avere relazioni automatizzate nello human to human.
Esatto, buongiorno a tutti. È una cosa molto importante perché oggi le aziende, le attività in generale, quando lavorano nel digitale, entrano in contatto con utenti, e la sfida qual è? Quella del personalizzare il rapporto con questi utenti al meglio possibile sulla base appunto delle informazioni che abbiamo di queste persone. Sempre di più siamo abituati, grazie insomma ai grandi che ovviamente sono un po' precursori di tutte queste attività, a trovare l'informazione giusta al momento giusto, e questo è sicuramente un qualche cosa che è molto importante per l'esperienza che noi anche come utenti abbiamo nei confronti di altri brand. E oggi questa cosa è assolutamente fattibile, riportabile anche all'interno di business molto più piccoli. Come? Con alcuni esempi, tipo andando a lavorare su quelli a conoscere quelli che sono i comportamenti di navigazione degli utenti. Dal momento in cui io inizio ad avere una strategia di marketing, inizio a lavorare per conoscere e sapere cosa gli utenti stanno e come stanno navigando quello che può essere il mio sito o comunque le informazioni, riesco chiaramente a creare molto più facilmente dei profili che matchino con le informazioni che posso portare a quel cliente. Posso andare a vedere i comportamenti di acquisto, se è un e-commerce, riuscire a capire quali sono i prodotti che il mio cliente dall'altra parte acquista più frequentemente, quali sono le categorie che naviga maggiormente. Tutte queste cose ci permettono chiaramente di sempre di più lavorare appunto in una relazione human to human, cioè lavorare pensando a quello che normalmente noi esseri umani siamo in grado di fare, cioè a essere empatici, a cambiare, a modulare la nostra comunicazione in funzione degli input e degli output che l'altra persona che abbiamo davanti ci dà. E anche in questo caso le informazioni personali sono altre componenti importantissime per riuscire proprio a caratterizzare la relazione che abbiamo con i nostri utenti. La domanda perché è importante lavorare in questo termine, quindi perché è importante oggi quando si fa strategia digitale, quando si è quindi in un rapporto di relazione con potenziali clienti e clienti, perché? Perché sempre di più le persone preferiscono quelle che sono delle esperienze personalizzate, delle esperienze che sono cucite sulla loro personalità, sulle loro caratteristiche, sui propri bisogni. E questa è una cosa che molto spesso quando lavoriamo con delle aziende non ritroviamo approcci massivi alla propria comunicazione, e invece le persone cercano questo tipo di approccio. Inoltre gli utenti sono molto più propensi a ricevere solo delle comunicazioni pertinenti. Viviamo all'interno di una costante saturazione informativa dove la gara di tutti quanti, di tutte le aziende, di tutti i brand, è quella di rubacchiare quanto più tempo possibile alle persone l'attenzione per riuscire a fare vedere le proprie comunicazioni, e sicuramente la pertinenza della comunicazione, sia come contenuto che come messaggio, che come tempistica, è assolutamente un qualche cosa che ci aiuta a essere in match tra appunto in questa relazione. E poi un'altra cosa importantissima, che tutto quello che riguarda l'approccio alla marketing automation, che vedremo tra un po', è all'inizio della sua curva di adozione, cioè ci sono gli adottatori precoci, che sono queste grandi aziende che hanno chiaramente budget importanti, devono sperimentare, eccetera, eccetera, ma sicuramente tante aziende nel tessuto italiano, piccole, medie, grandi, hanno ampi spazi di margine di manovra per riuscire ad implementare questo tipo di attività. Perché si può e si deve incominciare a ragionare anche in questa modalità per sostanzialmente 3 motivi. Un grandissimo risparmio di tempo, perché come diceva Laura poco fa, ovviamente i processi di marketing, di acquisizione, fidelizzazione e tanto altro sono processi che una volta stabiliti vanno cambiati nel corso del tempo, aggiornati, ottimizzati sicuramente, però sono spesso processi ripetuti e quindi chiaramente possiamo pensare di scalarli automatizzandoli.
perché ovviamente lavorando in quest'ottica lavoriamo con molte più informazioni sui nostri clienti, sui nostri target, e quindi riusciamo ad essere molto più pertinenti, e in generale perché ovviamente riusciamo ad ottenere migliori performance aziendali, tutte quante o comunque in buona parte ovviamente ottenuti da dati reali, concreti, sui quali si possono fare considerazioni molto oggettive. In questo senso abbiamo pensato, per essere un pochino pratici, di andare a capire quali sono esempi concreti nella vita reale che abbiamo sicuramente visto e che sicuramente in alcuni casi insomma, abbiamo vissuto. Questo ad esempio è la home page di un sito web, e la classica cosa che tocca la marketing automation qual è? È quella del modificare l'esperienza di navigazione in funzione di chi è la persona che sta navigando. Sempre di più oggi si creano infatti esperienze di navigazione dinamiche. L'esempio classico in basso a destra vedete un pop-up con scritto un regalo per te. Questo è il classico esempio dove capita spesso che dove siamo già utenti, magari clienti di questo store, e ci capita il messaggio. Ecco, la marketing automation ci permette di far comparire quel messaggio in maniera molto più pertinente solo alle persone che magari non hanno già fatto il primo acquisto, e questo sicuramente è un grande vantaggio che ottimizza la pertinenza con la relazione con il cliente. Dall'altra parte, ad esempio, invece possiamo andare a fare attività molto anche a basso livello di generazione contatti e di profilazione degli utenti. Cosa significa? Significa andare a strutturare delle strategie di acquisizione e di relazione clienti per riuscire a capire quello di cui hanno bisogno. Quindi creare delle strategie di contenuto, ad esempio, quelle classiche che sono magari sequenze email o cose di questo genere, che non solo hanno un input, quindi non è che mandiamo soltanto cose agli utenti, ma riusciamo a capire dai comportamenti di queste persone, se abbiamo pensato alla strategia ovviamente, quali sono gli argomenti, i prodotti verso cui magari c'è maggiore interesse, e questo sicuramente ci aiuta a capire sempre meglio come andare a relazionarci con questo utente nel corso del tempo. Nello specifico, ad esempio, questa è un form di acquisizione che permette di profilare l'utenza e successivamente di inviargli dei contenuti sempre più pertinenti nel corso del tempo. Vediamo addirittura altre cose molto interessanti che riguardano tutta la sfera della localizzazione, quindi della geolocalizzazione, del targeting, fantastico da questo punto di vista. Che cosa permette di fare? Permette di essere pertinenti al momento giusto, nel momento in cui un utente è in una determinata zona specifica. Quindi posso pensare di andare a lavorare con notifiche, push notification, WhatsApp marketing e tante altre cose, ma solo con quegli utenti che magari si trovano vicino al mio store entro un determinato raggio, e questo chiaramente è un bel vantaggio, perché è una call to action che va a stimolare e a creare una relazione di pertinenza con l'utente. Dall'altra parte, un altro esempio di una cosa che si fa tantissimo all'interno delle attività di marketing automation è quella di andare a lavorare con attività di scoring. Cioè noi ogni giorno come seguiamo delle attività che si occupano di fare generazione di contatti. Ovviamente sappiamo che promuoversi ha un costo, sappiamo benissimo che andare a recuperare quei costi vuol dire convertire il potenziale cliente in cliente, e tanti potenziali clienti non sono uguali, sono molto diversi. Ci sono quelli che hanno più o meno interesse, che iniziano a seguirci con più impegno, con più costanza. Ecco, quindi adottare quelle che sono delle attività di scoring, quindi gestione punteggio, che ci permettono di capire quali sono i contatti più in linea, più in target con i contenuti del nostro sito, quelli che magari aprono più spesso le nostre email, quelli che navigano più spesso il nostro sito, ci permette ovviamente di andare a fare delle azioni mirate solo con tutte quelle che sono le persone più, appunto, con un punteggio più alto, che si è collezionato da un'esperienza diretta e di relazione.
In questo senso, un obiettivo che si deve, a nostro avviso, radicare in quella che è la mentalità aziendale è proprio quella di lavorare al fine di rendere veramente unica l'esperienza dell'utente. E naturalmente andando ad utilizzare tutti quelli che sono i dati e le informazioni per quello che il nostro utente sta cercando. Questa affermazione lascia in qualche modo spazio, e ci terrei a sottolinearlo, ad alcune considerazioni intrinseche. La prima, che naturalmente dobbiamo iniziare a pensare di raccogliere dati per poter generare un'esperienza di livello per il nostro utente. Ovviamente non possiamo e non dobbiamo pensare di basarci su quelle che sono le esperienze di altri competitor o su quelle che sono le esperienze di un credo comune. Noi dobbiamo iniziare a pensare di tenere l'orecchio bene aperto su quello che è il nostro cliente, prima di tutto, e il nostro potenziale cliente, quindi quella che viene definita in gergo tecnico la nostra audience. Ultima considerazione intrinseca di questa slide, prima di passare alla prossima, questa è una domanda che faccio alla platea numerosa che ci sta seguendo. Diciamo che, ecco, è vero che il coronavirus e tutto quello che è avvenuto quest'anno ci ha obbligato, o meglio, dovrebbe, se come dire, ha un senso tutto ciò, obbligarci a rivedere determinate cose. Sicuramente quello di cui si parla in queste sedi sono teorie abbastanza antiche. Penso ad esempio allo stesso smart working che nasce, vi cito un Domenico De Masi, ne scrive dal 1974 di smart working. Questo per dirvi cosa? Che questi obiettivi devono essere prima di tutto appunto radicati, ma quantomeno condivisi dall'azienda. Cioè noi ci auguriamo sempre, quando facciamo percorsi di questo tipo, che non siano mode del momento, perché in realtà nel momento in cui si abbraccia un cambiamento di questo tipo si riesce veramente a lavorare nell'ottica di dare all'utente un'esperienza che poi naturalmente li porta alla fidelizzazione. Da questo punto di vista, ed è un po' questo il motivo per cui vi ho fatto questo preambolo, senza un obiettivo che possa essere chiaro e una strategia dell'azienda, dell'imprenditore, del team, è come dire, abbastanza inutile qualsiasi strumento. Del resto mai come oggi, naturalmente noi neanche a dirlo siamo super fan degli strumenti, però mai come oggi assistiamo a un mercato ricchissimo di strumenti, tutti potenzialmente utilissimi, e molto spesso quello che ci viene detto da clienti, persone vicine a Tomura, è che non so cosa scegliere. Ecco, lo strumento è importantissimo, ma prima di tutto noi mettiamo sempre l'accento su quello che appunto vuole essere l'obiettivo strategico aziendale, che naturalmente rispecchierà il credo aziendale, il DNA e tutto quello che è proprio la genetica vera e propria dell'azienda. Alcuni esempi che vi vogliamo citare oggi tra gli strumenti sono appunto quelli che vi abbiamo riassunto anche in questa slide, tra cui le email transazionali, le pagine a contenuto dinamico, quindi quelle pagine di quei siti in grado di, immagino ad esempio Yux, che mi permette ogni volta che faccio navigazione, sito di e-commerce di vestiti di lusso, di avere esattamente la mia taglia, quindi mi fa vedere solo quello che ha a disposizione, il mio colore preferito nel contenuto dinamico della pagina che sto navigando. I chatbot piuttosto che le push notification. Adesso tra le varie cose la nostra mobilità è abbastanza ridotta, però immaginiamoci l'esperimento del Louvre di avvicinarmi a un quadro e avere la push notification del merchandising della stampa che posso trovare all'uscita del museo, ad esempio, piuttosto che il WhatsApp e tutto l'utilizzo di quello che è e vedremo essere l'integrazione con la suite del mondo Facebook. Ecco, questi secondo noi sono alcuni dei tantissimi strumenti che si possono adottare. Naturalmente immaginiamo sempre che ogni azienda, ogni dimensione e ogni strategia abbia appunto bisogno di scegliere alcuni strumenti rispetto ad altri. Questi a nostro avviso iniziano ad essere degli ottimi strumenti da poter adottare previa naturalmente una strategia di profilazione. Esatto, una strategia di profilazione che è alla base di qualsiasi attività di marketing automation che, lo dico per chiarezza, spesso come strumentazione vuole ovviamente un CRM o comunque vuole un tool che permetta di mantenere appunto un centro nevralgico di
relazione costante di tutte le informazioni, è un po' questo la chiave. Oggi la tecnologia appunto ci mette a disposizione tanti strumenti che permettano di fare questo genere di attività. E però alla base, e qui ci teniamo a dare proprio un po' di contenuto per magari tutte quelle aziende che ancora non hanno mai pensato in questi termini, a che cosa? A iniziare a ragionare con due cose, con una strategia di profilazione e una strategia di segmentazione. La strategia di profilazione serve a definire innanzitutto quali sono le informazioni che vogliamo raccogliere sui nostri utenti, sui nostri clienti. Ed è una cosa fondamentale, perché troppo spesso ci rendiamo conto che una piccola impresa, una media impresa, quando anche dal punto di vista commerciale non sa bene che informazioni raccogliere sui propri clienti. E questo chiaramente vuol dire che c'è da fare un processo un pochino più lungo per sensibilizzare questo aspetto. E la strategia di profilazione cosa significa? Significa iniziare a raccogliere informazioni di varia natura, tipo ad esempio iniziare a definire quali sono le informazioni della navigazione del nostro sito che ci interessano. Se ci interessa andare a lavorare e a raccogliere informazioni legate alla navigazione su alcune pagine, su tutte, e questo è sicuramente un qualche cosa che non viene, salvo strategie già un pochino più articolate e complesse, viene fatto. Iniziare a ordinare e capire tutto quello che è il mondo dello storico degli ordini, cioè come voglio archiviare il mio storico ordini, come voglio andare a suddividere poi dopo successivamente i miei clienti in funzione delle informazioni raccolte, dispositivi, cioè noi quali sono i dispositivi con cui ad esempio i miei utenti, i miei clienti si interfacciano principalmente al mio sito web. Il mio sito web, quindi dal di lì poi, è ottimizzato per andare incontro realmente e per essere fruito da queste persone. Tutto quello che riguarda le informazioni utente, quali informazioni voglio archiviare? Mi bastano le classiche città e numero di telefono o voglio andare un pochino più a fondo? Sicuramente quindi partire da questo punto, cioè partire dalla creazione del proprio ecosistema, del proprio database informativo, è la parte fondamentale per poi riuscire successivamente a fare qualsiasi tipo di strategia di marketing e di marketing automation. Un esempio banalissimo preso da un nostro database dove possiamo andare a vedere sostanzialmente che cosa? Le informazioni che abbiamo deciso, su quella base dei ragionamenti che abbiamo visto prima, di raccogliere, quindi vedere lo storico ordini, vedere il valore cliente, quindi quanto quel cliente ha generato nel suo storico, quale tipologia di prodotti, la tipologia di professionista, il professionista, microazienda, piccola media impresa, il canale con cui è stato acquisito quel contatto, in che data. Tutte queste informazioni vanno scelte perché da una parte c'è la bellezza di poter oggi raccogliere qualsiasi cosa. Ovviamente poi se vogliamo raccogliere qualsiasi genere di informazione diventa un lavoro infinito, quindi bisogna concentrarsi sull'andare a scegliere prima di tutto che informazioni raccogliere sui nostri utenti, sui nostri navigatori e quant'altro. E una volta definito quella che è la strategia di profilazione, quindi quali sono le informazioni che voglio tenere archiviate all'interno di un mio CRM, di un mio database, posso incominciare a lavorare con quella che è una strategia di segmentazione, cioè a definire dei gruppi di persone in base delle affinità. E in questo senso parliamo spesso di buyer personas, con Laura soprattutto, cioè andare a definire quali sono delle categorie, delle persone che hanno caratteristiche simili, in modo tale sempre più da poter capire come comunicare con questi gruppi di persone che hanno appunto esigenze affini, comuni o bisogni quantomeno simili. E alcuni esempi qui sono chiaramente iniziare a definire chi è per noi un prospect, quindi quali caratteristiche deve avere
un lead, qual è, come consideriamo un cliente VIP, quindi un cliente che magari a carrello o a scontrino medio ci dà un certo importo, un certo volume d'affari, oppure quando è che consideriamo alla fine del suo ciclo di vita un cliente, quindi considerarlo perso. Iniziare a definire quali sono i nostri segmenti, quali ci interessano, ci permette poi molto più facilmente di capire anche a livello di strategia come comportarci con tutti i vari segmenti che abbiamo creato. Possiamo iniziare ad esempio a creare dei segmenti di interesse, quindi sapere che ad esempio una pagina vista tot volte da una persona mi definisce che quella persona è interessata al contenuto di quella pagina, che può essere un prodotto, un servizio. Posso, come vedevamo prima, lavorare creando segmenti legati al valore economico, quindi clienti divisi anche per sesso, per città, cioè la segmentazione è una parte fondamentale che permette di andare a definire quali saranno le audience sempre più piccole, sempre in direzione human to human, per personalizzare poi la relazione che abbiamo con loro. Diciamo in effetti che mai come oggi la parola a cui siamo più affezionati e che speriamo di passarvi appunto è la parola pertinenza. Che cos'è la pertinenza? Prima di tutto la pertinenza va a sottolineare quello che è una relazione di reciprocità. Quindi quando immaginiamo la comunicazione in ottica unidirezionale, in realtà siamo molto lontani dal concetto di pertinenza, quantomeno dal concetto moderno di pertinenza. In un contesto che è quello che stiamo abitando tutti quanti, cioè quello di un contesto di un'informazione che è completamente satura, la pertinenza ovviamente del contenuto e del senso che è contenuto appunto nel nostro contenuto, scusate il gioco di parole ma credo che renda chiara la frase, è veramente alla base della relazione digitale e non con i clienti. Naturalmente, come vi dicevo prima, per avere una relazione di valore è assolutamente importante che noi, a prescindere dalle dimensioni della nostra azienda, impariamo a mettere il cliente al centro della nostra strategia, della nostra comunicazione. E in questo senso, quando parliamo di marketing automation, dobbiamo veramente immaginarci pochi messaggi in time to market, quindi molto orientati nel momento giusto. Non dobbiamo assolutamente immaginare di mandare la stessa comunicazione a tutti, naturalmente perché motivazione. Quelli che noi vediamo sono principalmente dei consigli e delle attenzioni che vi chiediamo di iniziare a sottolineare col vostro utente. Non si manda più la stessa tipologia di comunicazione per un semplice fattore, rischiamo di essere inopportuni. Non so se avete presente quando qualcuno scrive qualche azienda scrive nel proprio status di Facebook una frase tutta col caps lock, quindi tutta maiuscole, che suona quasi come un urlo fatto alla platea. Ecco, l'idea di utilizzare delle frasi che non sono pertinenti ha la stessa, tra virgolette, ineleganza. Quindi noi dobbiamo sempre di più immaginare che i concetti e la comunicazione che facciamo deve essere adeguata e adatta per l'appunto con la nostra tipologia di cliente. Per questo motivo, quando parliamo di scelta dei tool, dobbiamo naturalmente parlarne in maniera funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi. È sempre abbastanza inopportuno farsi scegliere prima di avere una strategia, ma vi dico di più, è sempre abbastanza angosciante, devo dire, quando decido di scegliere uno strumento senza capire bene che cosa farò di questo strumento. Per la serie la potenza è nulla senza il controllo, che non è una frase fatta, però in realtà è un modo per fare riflettere sul fatto che gli stessi strumenti devono essere scelti con alcuni criteri. Alcuni di questi criteri, noi qua ne abbiamo voluti condividere con voi 5 perché ci sembrano quelli più importanti. Il primo criterio tra tutti è un criterio naturalmente di budget. Non posso pensare di scegliere una serie di tool senza essere in grado di capire e sapere quanto questi tool, quindi questi strumenti che mi permetteranno di avere un marketing automatizzato, impattano sulla liquidità finanziaria della mia azienda. Quindi questo è fondamentale.
Il secondo è un parametro di funzionalità, ce lo spiega Tommaso. Assolutamente, le funzionalità in questo senso sono enormi, cioè nel momento in cui decidiamo di fare la nostra segmentazione per riuscire poi a diventare più pertinenti nelle varie comunicazioni che andremo ad inviare, è ovvio che tutte le funzionalità le si devono andare a ricercare in funzione della strategia di marketing che abbiamo deciso di adottare. Ad esempio, vedi email marketing piuttosto che chatbot, WhatsApp, chi più ne ha più ne metta. E in questo senso ci sono tool che permettono di fare tutto all in one, oppure si possono chiaramente integrare più tool insieme. E successivamente chiaramente dobbiamo lavorare per capire la scalabilità, cioè andare a capire quanto oggi incida e quanto oggi partiamo da una base e quanto poi questo tool e questi strumenti saranno scalabili insieme al nostro business, se chiaramente il business ha un progetto di crescita abbastanza importante. Un aspetto, altri due aspetti fondamentali sono la curva di apprendimento, perché ovviamente poi i tool devono essere adottati e lì molto spesso falliscono i progetti. Perché? Perché ovviamente non si va a lavorare con una giusta e adeguata formazione all'interno di quelle che sono poi i team aziendali, le persone che dovranno utilizzarli, e sicuramente alcuni tool sono più complessi da apprendere, altri sono più semplici. Infine l'integrabilità con quelli che sono i sistemi aziendali già presenti, sistemi gestionali e cose di questo genere. Quindi anche lì è ovvio che ci sono sistemi chiusi che non permettono di fare grande integrazione, altri invece sono sistemi aperti che permettono di agganciarsi a strumenti che magari sono già presenti in azienda. Una delle domande che ci vengono fatte più spesso a questo punto di solito è: ok, bellissimo, ma quanto costa, no? Quindi quanto è l'investimento che io imprenditore devo mettere nel mio business plan per sostenere una cosa di questo tipo? Qua veramente è nostra intenzione spingere tantissimo sul concetto che laddove non c'è prima di tutto una visione, una cultura aziendale e digitale in azienda, non dobbiamo assolutamente pensare di poter risolvere tutto con un semplice tool. Questo significa anche che non è detto che il tool più costoso, quindi lo strumento più costoso, porti risultati certi. In questo senso l'investimento è sempre modulabile e ovviamente deve ed è secondo noi obbligatorio che si tenga in grande considerazione quello che è il tempo e naturalmente l'apprendimento della cultura digitale. Come in realtà abbiamo aperto proprio così il nostro intervento, la rivoluzione c'è a prescindere che noi ce ne stiamo accorgendo o meno, il fatto di abbracciarla, il fatto di farla nostra con quelli che poi sono i tempi aziendali deve essere un pochino alla base dei ragionamenti, quindi sicuramente lo stesso investimento va cablato in relazione al non sentimento di frustrazione che poi ci dovrebbe essere appunto nell'apprendimento. In questo senso la cultura aziendale è assolutamente fondamentale per appunto capire l'investimento. Anche qua abbiamo voluto condividere con voi alcune tipologie di parametri quando si pensa di poter portare un'azienda all'interno di quello che è un sistema di marketing automation. Paradossalmente dobbiamo sempre immaginarci che l'investimento deve tenere conto di almeno queste 4 fasi, che sono una fase di avvio, quindi la fase di startup, che talvolta è anche la fase più complessa, perché naturalmente c'è sempre una grandissima resistenza al cambiamento. Questo fa parte di noi esseri umani, quindi per la serie viviamola con grande serenità, ma mettiamola in conto. La seconda fase, che è quella della formazione, per apprendere veramente e godere dei benefici di una marketing automation, l'investimento deve tener conto di quelli che sono i tempi di formazione delle squadre che decido magari di riconvertire per approcciare a nuove culture aziendali. Naturalmente c'è quella della gestione ordinaria. Non posso immaginare che questi strumenti, che sono comunque altamente automatizzati, ma come dico sempre io, qualsiasi computer dietro di solito ha una mente che lo dirige, quindi naturalmente c'è una gestione ordinaria e ovviamente c'è un'assistenza. Ecco, questi sono i fattori che secondo noi sono fondamentali per andare realisticamente a capire, non per grandi numeri, ma in maniera abbastanza dettagliata, quello che è l'investimento per convertire un'azienda, diciamo, da analogica o quasi digitale a un'azienda che utilizza la marketing automation. Sì, chiaramente anche solo parzialmente o solo per alcuni processi, ovviamente, nel senso che in questo senso
Un aspetto, faccio un piccolo aneddoto visto che abbiamo ancora qualche minuto. Tempo fa andammo io e te di fronte a un'azienda che aveva un milione di contatti email, parliamo di 1 milione di contatti email, e come poi tante succede, nel senso non tanto, magari non 1 milione, però comunque numeri importanti. E Questo ne aveva 1 milione vero. Questo era 1 milione vero, aveva appena acquistato con un budget da credo 50-60 mila euro, non faccio nomi adesso per non fare pubblicità, però un software CRM molto importante che poi è rimasto fermo, immobile, perché? Perché non c'era le cose di cui abbiamo detto prima. Adesso non c'era una strategia di profilazione, non c'era una strategia di segmentazione, non c'era una progettazione di implementazione, un programma formativo all'interno dell'azienda, e questo chiaramente ha fatto poi morire di fatto il progetto con un investimento da parte dell'azienda che è ritornato soltanto dopo parecchio tempo, quando si sono riprese in mano le cose rifatte in una modalità completamente diversa. Piccolo aneddoto che secondo me è divertente da raccontare. Quando a questo punto, visto che stiamo arrivando verso la fine del nostro intervento, abbiamo anche deciso di darvi un po' uno specchietto per orientarvi. Nello specifico, quando, o meglio, è questo il momento opportuno per integrare un'attività di marketing automation? Noi abbiamo deciso di condividere con voi alcuni ha senso se e non ha senso se, proprio perché prima di tutto la responsabilità dell'imprenditore è quella di capire se è il momento quantomeno propizio per iniziare a fare un cambiamento di questo tipo, in parte o totale. Quindi ha senso se? Allora, ha senso, chiaramente non esistono soluzioni globali a problemi individuali, quindi sono indicazioni da prendere ovviamente in maniera ampia, poi ogni caso andrebbe valutato di per sé, però sicuramente un business model votato alla quantità, un business model quindi votato alla quantità e produttiva e di vendite magari anche ricorrenti, sicuramente è un business che si sposa molto bene con attività di marketing automation e di implementazione di CRM e quindi di gestione della relazione sempre di più online in maniera digitale. Chiaramente chi ha bisogno di fidelizzare il cliente e magari non ha una rete di vendita o cose di questo genere può farlo, e qui chiaramente come abbiamo visto prima la strategia di contenuto messa in mano, messa insieme a delle strategie di marketing automation può fare veramente la differenza. In generale diciamo che chi ha un sito con volumi di traffico sopra i 1000, 2000, diciamo proprio il minimo visitatori unici al mese, è chiaramente un sito che ha una certa portata, magari organica, magari a pagamento, però è già qualcosa di base, di importante, che con le giuste attività di generazione di lead generation, di generazione contatti, può ovviamente portare dei risultati in termini poi di ritorno anche degli investimenti. Un'altra tipologia di attività di azienda che ha un processo di acquisto lungo e quindi specialmente chi si occupa di servizi, che magari appunto ha bisogno di tante trattative, varie fasi di trattativa, è sicuramente un ottimo strumento da integrare per gestire magari non tanto più a quel punto la parte marketing, ma la parte commerciale, per gestire appunto una rete commerciale, gestire le trattative, gestire i rapporti che si hanno con le singole persone all'interno delle trattative. E un'altra cosa, secondo me, bellissima e fondamentale della marketing automation è la complessità, nel cercare di risolvere la complessità. Cosa voglio dire? Provate a immaginare quei siti web che, come prima hai citato Yux, ma ce ne sono tantissimi, che hanno multicategorie, multimarca, multiprodotto. È ovvio che cosa dobbiamo fare? Lì è fondamentale riuscire a comprendere chi abbiamo come visitatore, chi abbiamo come utente e cercare di metterlo in contatto con prodotti e categorie, in quel caso, che siano quanto più pertinenti. Ed è ovvio che in quella situazione solo un CRM, solo una strategia di marketing automation possono
riuscire a fare qualche cosa di questo genere. Invece, dall'altra parte, per chi non ha senso, per chi ad esempio non conosce la propria unique selling proposition, cioè chi non ha le idee chiare della tipologia di posizionamento che ha, non ha chiaro qual è il modo in cui è posizionato sul mercato, come si differenzia, diciamo che allora lì forse è il caso di fare un passo indietro e lavorare sui fondamentali. Chi ad esempio non ha una strategia di acquisizione o fidelizzazione, quindi nero su bianco ha messo in piedi un piccolo piano di marketing o ha messo in piedi comunque delle strategie un po' rodate, dei processi, quindi che comunque portano già dei risultati, ovviamente è difficile arrivare con la marketing automation, con il tool famoso e fare la differenza. È ovvio che bisogna anche qui partire magari da un passo prima. Chi ovviamente, questo è implicito, non ha processi di segmentazione e profilazione, chi ha un database ma non l'ha mai diviso, suddiviso, pulito e organizzato, è ovvio che mettersi a fare attività di qualsiasi genere di attività, automazione o anche email marketing o attività di questo genere, rischia di buttare un po' nel mucchio contenuto e informazione che però non venga percepito quindi come contenuto di valore. Ovviamente per chi non conosce clienti e buyer personas, e visto che sempre di più diciamo che il sito web è rimasto l'unico canale, no, di proprietà online dove possiamo misurare, ottimizzare, testare, fare qualsiasi genere di cosa, chi non ha un sito web ottimizzato e pensato per vendere, per fare acquisizione contatti, per offrire un valore, un servizio in un qualche modo, è ovvio che il rischio è quello di mettere in piedi un ottimo motore ma poi avere in facciata un qualche cosa che non risponde correttamente ai propri utenti. Quindi anche qui forse è meglio fare un passaggio indietro. Naturalmente in questo senso vado a chiudere la slide precedente dicendo che non ha senso se, non ovviamente in termini assoluti, ma giustamente come ricordava Tommaso, in termini di priorità di lavori, quindi si parla solitamente di maturazione di stato aziendale, quindi sulla base di quello si può fare una pianificazione veramente integrata. È quello che noi facciamo tutti i giorni, è il motivo per cui io e Tommaso abbiamo deciso di fare questo lavoro per aiutare i piccoli a diventare grandi e il nostro obiettivo in questo senso è rendere le PMI, le aziende che veramente portano avanti questo paese tutti i giorni, più efficienti, più competitive e più in grado di trasferire quelli che spesso sono anni, decadi di cultura aziendale in tecnologie digitali, quindi aiutandoli proprio con le tecnologie digitali. Il nostro approccio è un approccio che viene chiamato learning by doing, non da noi naturalmente, ma noi lo abbracciamo in pieno, quindi realizziamo delle strategie creando una cultura condivisa che ci piace tantissimo lasciare in azienda proprio perché il ciclo di scambio deve essere in questo senso continuo. Siamo come sempre super disponibili per qualsiasi chiacchierata e considerazione. Ringraziamo tanto tutto il gruppo di Focus Est per averci voluti qua oggi e vi salutiamo. Buon proseguimento. Ciao a tutti. Grazie mille, grazie, è stato bellissimo il vostro intervento, importante, fondamentale per capire che non è solo una questione di immagini o di comunicazione in quanto tale, ma anche di struttura, di dati, di informazioni e di conoscenza, e quindi questo ci è permesso di entrare più nel dettaglio. Chiaramente sono argomenti che, come giustamente è stato detto, possono riguardare una certa tipologia di aziende, un po' meno magari delle aziende più piccole che non sono ancora strutturate, ma in realtà è un punto d'arrivo anche per questi piccoli. Abbiamo detto che proprio poco fa nel mio intervento, che dobbiamo diventare tutti grandi, quindi magari anche dei dettagli che potrebbero essere percepiti non come mi riguardano, in realtà potrebbero diventare un mi riguardano e come, quindi chiaramente questo è un punto di arrivo. Bene, adesso noi abbiamo un secondo incontro che
che avremo tra qualche secondo, quando la nostra amica Santina si collegherà, e che apre, come vi accennavo, un argomento altrettanto importante. Questo veramente riguarda tutti perché essere credibili, avere una buona reputazione sia online che offline fa parte dell'elemento fondamentale del fare business e del fare professione. Bene, io lascio la parola con la siglettina che le riguarda a Santina Giannone e le auguro un buonissimo intervento, e a tutti voi. Grazie. Ciao a tutti, ciao Luca, grazie per la presentazione, grazie per essere qui oggi, per avermi voluto qui oggi agli amici di Confartigianato Vicenza, e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo primo pomeriggio di rinnovato, chiamiamolo così, lockdown, perché hanno voglia di portarsi avanti. Perché sono qui oggi, Luca l'ha già detto, per parlarvi di reputazione, ma soprattutto per integrare quello che faccio, che è appunto la comunicazione aziendale, in una visione, vediamo un po' così, votata alla reputazione human to human, in tutto questo grande progetto molto interessante, perché fare comunicazione oggi vuol dire anzitutto essere aggiornati, essere dentro i temi. Oggi quello che cerchiamo di fare insieme è portarvi dentro questo tema così altisonante. La parola reputazione cosa vi ricorda? Adesso vedremo un po', ognuno stimola dei ricordi più o meno piacevoli, invece capiremo perché è un argomento fondamentale oggi per qualunque azienda, piccole, medie e grandi. Vi condivido subito il mio schermo e cominciamo con la presentazione. Allora, eccomi qui in modalità presentazione. Dovremmo esserci, io mi presento brevemente, sono Santina Giannone, come ha detto Luca, dal mio nome e dal mio accento non posso nascondere e né vorrei farlo le mie origini siculissime, comunicatrice per nascita e per passione. Con Reputation Lab, la mia agenzia di comunicazione, progettiamo comunicazione online e offline, diciamo in direzione ostinata e contraria da un po' di tempo. Che vuol dire? Ci interessa ovviamente tutti i meccanismi della comunicazione, ci interessano molto i tool, ma ci interessa soprattutto quello che è l'humus che sta alla base, ed è un humus che è in grandissimo fermento e che negli ultimi anni sta subendo tantissimi cambiamenti. Vi ho messo qui i miei social network, quelli del mio gruppo Reputation Lab, perché io dico sempre online is the new offline. Siamo stati abituati oramai a fare tantissimi webinar, presentazioni, e devo dire che sono nate anche dei rapporti, delle amicizie, delle relazioni di business attraverso i collegamenti online, quindi mi farà molto piacere per chi vorrà. Abbiamo un canale YouTube, abbiamo un account Instagram, ma soprattutto interagire con voi su LinkedIn. Allora andiamo all'argomento. Oggi parliamo di reputazione. La parola reputazione è una parola un po' antica, ampia, che in qualche modo stimola idee diverse da quelle di business, e invece in realtà oggi è fondamentale. C'è una lettura che è agli inizi dei miei studi su questo tema, mi stimolò molto già fin dal titolo, che si chiama appunto Reputation Economy, che vi consiglio, di Michael Fertic, dove si dice una cosa fondamentale: la vostra reputazione stabilisce chi saranno i vostri interlocutori e cosa faranno con voi e per voi. E attenzione, per chi pensasse che la reputazione è semplice da riciclare, la reputazione in realtà è permanente, economica e onnipresente. Mi sembra una cosa forse gigantesca, ma in realtà vi dimostro facilmente che è proprio come dicono queste parole, che vuol dire che la vostra reputazione stabilisce chi saranno i vostri interlocutori, cioè a che tavolo potete sedervi e che cosa faranno con voi e per voi. Tutti noi siamo sottoposti a dei meccanismi semplicissimi di reputazione, probabilmente non ci pensiamo e non li qualifichiamo come tali. Pensate a un'esperienza che probabilmente molti di voi, ahimè o per fortuna, hanno fatto, che è quella di andare in banca a chiedere un mutuo. Che cosa succede? Che sebbene ci siano delle condizioni esterne dettate dalle condizioni di mercato,
alcuni dei meccanismi che porteranno la banca a concedervi o a non concedervi il mutuo, che tasso concedervelo, dipendono dalla vostra reputazione, che in quel caso è ovviamente una reputazione economica, cioè dipende dal lavoro che avete, dalla certezza, dalla solidità economica del vostro capitale, dai risparmi messi da parte. Di fondo la reputazione funziona così per ogni aspetto, non solo per quello economico. Perché parlare di reputazione però è così difficile? È un tema che solo negli ultimi anni ha acquistato grande importanza. Il libro di Fettig, se non sbaglio, è del 2014. In America la parola reputazione o reputation esiste già da tempo nell'ambito della comunicazione. In Italia è solo qualche anno che è entrata nel gergo comune. Citavo un verso di una canzone che mi è particolarmente cara, non so se ve la ricordate, Domani Domani, Artisti Uniti per l'Abruzzo, che ha questo refrain che chiede sempre dove sarò domani, dove sarò. In realtà è un limite o una modalità attraverso cui funziona la nostra mente. Ecco perché parlare di reputazione è così difficile. La nostra mente si è evoluta negli anni. Andando avanti nella presentazione scoprirete che spesso parlo di comunicazione in relazione ai meccanismi cognitivi. I miei studi mi hanno portato anche ad approfondire queste tematiche con un dottorato in scienze cognitive e quindi mi sono innamorata nel capire cosa sta dietro le parole. Dicevo, la nostra mente si è evoluta per concentrarsi sulle urgenze e sulle necessità, cioè la sopravvivenza a brevissimo termine è la cosa essenziale che dobbiamo riuscire a soddisfare per poter pensare avanti. La parola futuro è una parola difficile per noi, quindi l'idea di reputazione, che è un complesso difficile, ampio, che diciamo non attiene solo a oggi ma al passato e anche al futuro, è un po' difficile per le aziende da far entrare in un piano di comunicazione. Tuttavia, mentre spegniamo le fiamme, in questo momento siamo pienamente all'interno di un incendio, purtroppo per la pandemia da Covid-19 che ci uniforma un po' tutti, sono cambiate un bel po' di cose. Che cambiamenti sono avvenuti? Parlo dell'ultimo anno in maniera assolutamente accelerata, ma in realtà sono dei cambiamenti che erano già innestati in questo nostro contesto. Ci sono stati dei cambiamenti dell'ecosistema, ci sono stati dei cambiamenti cognitivi, perché noi siamo quello che siamo, ma siamo anche quello che reagiamo a ciò che ci accade. Vi dimostrerò come il nostro cervello reagisce e cambia in funzione ai cambiamenti dell'ecosistema. Ci sono stati dei cambiamenti ovviamente tecnologici e ci sono stati dei cambiamenti di mercato. Per capire il concetto di reputazione e soprattutto perché ognuno poi possa farlo proprio, portarlo dentro il proprio business, che è l'obiettivo che abbiamo oggi qui insieme, cerchiamo di capire da che cosa derivano e che cosa sono questi cambiamenti. Facciamo qualche esempio. Cambiamenti dell'ecosistema. The System is Failing ha lanciato l'allarme, l'ha lanciato Tim Berners-Lee, che è il fondatore di Internet. Che cosa sono questi cambiamenti dell'ecosistema? E parlo ovviamente dell'ecosistema di business in questo momento, che sono avvenuti in questi anni. Un documento molto importante che tutti quelli che fanno comunicazione dovrebbero conoscere, il Clue Train Manifesto, recita una serie di tesi. Io ho preso solo quelle, diciamo, principali, le più significative. I mercati sono conversazioni. Siamo abituati a una comunicazione di massa dove un mezzo parla e una massa di persone ascolta. Questo non esiste più con l'avvento del web, ma in generale con l'avvento dei social media e di tutti gli altri strumenti che abbiamo a disposizione. Poi i mercati sono fatti di esseri umani, non di segmenti demografici. Ancora noi oggi parliamo di target e in un linguaggio strettamente di marketing è ovviamente un'osservazione corretta, però dimentichiamo che quel target, prima di essere connotato da caratteristiche demografiche, psicofisiche, di età, geografiche, eccetera, eccetera, sono delle persone e vi dimostrerò come questo è fondamentale per poter parlare di reputazione. Queste conversazioni in rete stanno facendo nascere nuove forme di organizzazione sociale, cioè le nuove forme di organizzazione sociale nascono in rete, è un nuovo scambio della conoscenza. Parleremo anche di questo e vi parlerò dopo di community. Il risultato è che i mercati stanno diventando più intelligenti, più informati, più organizzati. Partecipare a un mercato in rete cambia profondamente le persone.
Se tutto questo vi sembra incredibilmente frizzante, incredibilmente innovativo, vi do la notizia che il Q3 Manifesto, che vi invito a leggere, lo trovate online sul web in una bellissima traduzione di Luisa Carrada, esce nel 1999, cioè 21 anni fa. E ancora oggi siamo alla ricerca di un senso che ci avvicini nel business a questi cambiamenti dell'ecosistema. Ma non sono gli unici, ci sono stati dei cambiamenti sociali. Che tipo di cambiamenti sociali? Qui cito un documento invece più recente che vi invito ad andare a leggere, tra l'altro hanno presentato poche settimane fa, credo, la traduzione italiana anche di questo, è un manifesto, il Digital Humanism di Vienna, che dice: le decisioni con conseguenze che possono incidere sui diritti umani individuali o collettivi devono continuare a essere prese dagli esseri umani. I decisori devono essere responsabili delle loro azioni e delle loro decisioni. I sistemi decisionali automatizzati dovrebbero supportare solo il processo. Abbiamo parlato di automazione, hanno fatto benissimo i colleghi che anzi saluto e ringrazio, mi si è aperto il cuore quando ho visto Human to Human nella loro presentazione che parlava di automazione. Dovrebbero supportare solo il processo decisionale umano e non sostituirlo. Andiamo avanti, cambiamenti cognitivi, vi dicevo. Questa slide si chiama Attenti come un pesce rosso perché chi frequenta, bazzica un po' il mondo del marketing, sa di quella storiellina molto carina per cui nel 2015 la nostra attenzione massima navigando su un sito web era di circa 12 secondi, un paio d'anni più tardi siamo già arrivati a 8 secondi, il che vuol dire che quando navighiamo sul web siamo più distratti di un pesce rosso perché un pesce rosso riesce a mantenere l'attenzione focalizzata per 9 secondi. Che cosa sta succedendo? Questa invasione di stimoli, l'overload information, diminuisce la nostra capacità di attenzione. Peggiora, ahimè, alcune capacità cognitive come la memoria che esternalizziamo, di fatto noi non sappiamo più a memoria, non conosciamo più a memoria ad esempio i numeri di telefono, cosa che prima era normale, e il proliferare dei canali ci orienta al multitasking. Ultima visione, i cambiamenti, tutto questo come si traduce in cambiamenti di mercato? Perché parliamo di sistemi cognitivi, di ecosistemi, se poi dobbiamo fare business? Bene, l'ha detto bene Luca in apertura, non esistono più frontiere, non esistono più paletti, non esiste più un'azienda che è solo azienda, ma esistono aziende che sono chiamate a essere interlocutori sociali e culturali, oltre che essere interlocutori economici. Le aziende sono anche fonte di informazione. Oggi spesso gli account social, quando sono gestiti bene da parte di un'azienda, diventano fonte di informazione. Le aziende prendono posizione. Avete mai sentito parlare di brand activism? L'ultimo libro di Kotler è proprio dedicato a questo tema, cioè le aziende prendono posizione e si schierano, non basta più essere neutre e guardare ciò che accade al di fuori del nostro ambiente. Le aziende sono molto più di ciò che producono, sono le persone che vi lavorano, sono il management della loro vision, sono l'impatto che portano sul territorio. Un'azienda è tale se fa succedere delle cose e quindi se porta e genera impatto sul territorio. Questo significa cominciare a entrare in un'ottica per un'azienda orientata alla costruzione di una reputazione reale e vera. Ma noi nel frattempo dove eravamo mentre tutto questo stava cambiando? Eravamo ovviamente troppo occupati a occuparci della crisi e non parlo solo di quella ultima che ci ha travolto tutti, il mercato è un continuo inseguimento della crisi. Ogni tanto guardo l'orologio perché non voglio andare oltre il tempo che mi è concesso. In realtà torniamo alla slide con cui ho iniziato. Se continuiamo a essere focalizzati sul fuocherello, ovviamente in questo caso un incendio, ma sulla crisi che stiamo andando ad affrontare oggi, rischiamo di non vedere mai il panorama generale, che è quello che invece può veramente farci uscire da questa crisi. Le aziende come le persone oggi sono assolutamente obbligate a uscire dalla propria autoreferenzialità e a relazionarsi con l'esterno. Solo instaurando un legame con l'esterno le aziende possono veramente generare impatto sul territorio. Torniamo a quello che ci eravamo detti prima. Il valore relazionale della marca e un vero lavoro di brand reputation comincia qui, dal capire chi sono i nostri interlocutori, dall'entrare in relazione e dal mantenere questa relazione.
Prima dicevo la parola reputazione, soprattutto all'inizio quando ho cominciato a portarla nelle aule universitarie o nei corsi di comunicazione, mi guardavano un po' strano perché mi dicevano: ma che cosa c'entra la reputazione con l'azienda, con il mercato, con il fatturato? Quando chiedevo che sensazione, che idea avessero la parola reputazione, mi restituivano immagini simili a queste, quindi qualcosa di trasmesso, appunto trasmesso di generazione in generazione, come la reputazione di una persona, di una famiglia, un valore di cui siamo proprietari e un'area ben definita entro cui muoversi. In realtà la reputazione è tutt'altro. È, come ci dice Daniele Chieffi, un insieme di credenze, valutazioni e percezioni. Attenzione, queste parole sono veramente importanti. Credenze, quindi qualcosa in cui noi crediamo anche a discapito di prove. Valutazioni, quindi oggetto finale di analisi, e percezioni, che sono quell'insieme, quell'output che fanno capo a una serie di percezioni sensoriali multiple, che un individuo o un contesto formula a proposito di un individuo, di un'azienda e di un'istituzione. La reputazione è un costrutto sociale. Essa ci appartiene, ma per paradosso non siamo noi a stabilirla né a possederla. È la nostra identità esternamente percepita. Dunque è una cosa difficilissima da costruire. Come faccio a costruire una cosa che fa riferimento a me, ma su cui io non posso incidere direttamente? Quando parliamo di reputazione, e quando parliamo di reputazione aziendale, quando parliamo di reputazione aziendale online ancora di più, dobbiamo anzitutto scavare in quella natura relazionale che io vi citavo prima e dobbiamo tornare a come funziona l'uomo. L'uomo nasce per pensarsi in tribù, cioè noi ci siamo evoluti nel corso del tempo perché ci sentissimo sicuri, protetti all'interno di un gruppo sociale più o meno piccolo e riconoscibile. Se guardate i social media oggi, non sono altro che una grande riproduzione digitale di questa natura tribale che ci ha forgiato in maniera determinante, non solo in termini sociali e culturali, in maniera cognitiva. Quando noi interveniamo sulla pagina di un brand o quando noi cerchiamo di stimolare l'interazione da parte di chi ci segue, stiamo andando a toccare questa natura gruppale dell'uomo. Se non la conosciamo, se non la esploriamo, non possiamo costruire reputazione. Altra cosa importantissima, proprio perché siamo abituati a pensarci in gruppo, la reputazione è anche una questione, come dicevamo, di percezioni. Siamo fortemente influenzati da quello che pensano e che dicono gli altri. 2 esempi su tutti. Un esperimento fatto da Muzzar Sherif in cui veniva proiettato un puntino luminoso su uno schermo nero che veniva chiesto agli interlocutori se si muovesse o meno. Il puntino era fermo, ma se negli interlocutori c'erano, tra gli interlocutori della stanza c'erano delle persone, attori consapevoli che dicevano che gli sembrava che il puntino si fosse mosso, la platea, tutti gli altri, decidevano che il puntino si era mosso anche se era stato fermo. Solo Monash qualche anno dopo non si rassegnava a questa storia che la percezione oggettiva di fondo può essere fortemente, in qualche modo contaminata da quello che pensano gli altri, e fece quest'altro esperimento che forse conoscete: dato il pannello A, qual è la linea che ha la stessa lunghezza del pannello A, B o C? Anche qui, quando c'erano delle persone che esprimevano delle opinioni anche notoriamente, visibilmente differenti dalla realtà, tutti gli altri si orientavano su questo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lavorare alla reputazione significa capire come funzionano le persone, i gruppi di persone, per cercare di generare dei risultati che invece possono essere determinanti per le aziende. Ma abbiamo visto tutte le difficoltà che una buona reputazione presenta nella sua costruzione. Quali sono però i vantaggi? Ne vale la pena intraprendere questo tipo di percorso e rivoluzionare un'idea di comunicazione che finora è stato: ti dico le cose migliori che faccio, così ti convinco, qualcosa più simile alla manipolazione che all'ispirazione, e tu mi seguirai o comprerai i miei prodotti? Beh, direi proprio di sì. La reputazione anzitutto crea supporto. Una crescita reputazionale ci mette nelle condizioni, ricordate
date alla banca di ottenere delle cose che ci servono a migliori condizioni. Qui ci sono delle statistiche, non le leggo nel dettaglio per non rubare troppo tempo, ma stimola diverse cose, tra cui ad esempio una maggiore forza nei casi di crisi, più 63% del pubblico generalista concede occasioni di dubbio alle aziende con un ottimo score reputazionale in caso di crisi. Ma inoltre migliora anche le performance di business. Una crescita reputazionale ha dei diciamo immediati riscontri in tutto ciò che ci circonda. Pensate che l'80% dei consumatori dichiara di non comprare da un business con brutta reputazione oggi. 4 consumatori su 5 orientano le decisioni di acquisto in base alle recensioni online. Le recensioni online sono, lo vedremo subito dopo, una parte della reputazione. E ancora il 56% dei consumatori cerca informazioni sull'azienda produttrice, ma parliamo anche di fatturato, più 6,3% nelle vendite, ogni 5 punti di score in più in reputazione, perché di fondo ovviamente l'azienda, abbiamo detto, è anche un interlocutore culturale, sociale, ma rimane un interlocutore economico. Quali sono gli effetti che la reputazione porta sulle sue vendite? Posizioniamo i prodotti a prezzi più elevati, questo è chiaro da sempre, le marche, i brand che hanno una grande reputazione possono permettersi di vendere i propri prodotti a dei prezzi più elevati. Riusciamo ad attrarre capitali a fronte di costi minori, ma lavoriamo anche con fornitori motivati e pronti magari a offrire i loro prodotti a costi inferiori. Inoltre attraiamo e tratteniamo i talenti, tutto il tema dell'employer branding oggi è fondamentale per le aziende e possiamo essere partner più appetibili in operazioni commerciali, cioè abbiamo mano libera, abbiamo condizioni favorevoli rispetto a quello che ci sta intorno e otteniamo maggiori risultati economici. Se abbiamo detto che cos'è la reputazione, che è una cosa estremamente sofisticata, complessa e difficile perché è attribuita a noi, ma è la generazione di un prodotto complesso di tanti pubblici, diciamo anche cosa non è la reputazione aziendale, perché oggi quando cercate reputazione online trovate spessissimo delle semplificazioni estreme. Tutte queste cose fanno parte della reputazione, nessuna di loro è singolarmente la reputazione, vedremo perché. La reputazione aziendale non è solo la somma dei like ricevuti o l'analisi delle vanity metrics, non è quanti follower ho su Facebook o quanti follower ho su Instagram, non sono le somme solo delle recensioni dei clienti e non è solamente la misurazione già un po' più complessa del sentiment. Quello che dobbiamo imparare a distinguere è una distinzione appunto fondamentale tra identità, quando lavoriamo in comunicazione, immagine e reputazione. Vi dico brevemente perché sono 3 concetti diversi, affini, ma che dobbiamo trattare con una delicatezza e una sensibilità diversa. L'identità riguarda i portatori di interesse, cioè tutti gli stakeholder, coloro che vengono a contatto con noi, direttamente o meno, clienti, fornitori, associazioni, istituzioni territoriali. L'immagine è ciò che riguarda invece solo gli esterni, è la parte più leggibile dell'azienda e spesso attiene a un universo più visual, più visivo. La reputazione? Bene, la reputazione è la somma di entrambi, quindi è l'identità percepita dagli stakeholder e l'immagine percepita dagli esterni. Dove cominciamo? Scendiamo sul concreto per avviarci alla seconda parte e alla fine di questa presentazione che spero sia stata interessante per voi. Quindi, se adesso avete percepito l'importanza per la vostra azienda di lavorare a un piano di reputazione aziendale, attenzione, lo dirò anche dopo, qualunque sia la vostra azienda, nessuno è troppo piccolo per avere una reputazione efficace. Da dove cominciamo? Quali sono le cose da fare e le cose da magari evitare? Perché parlare di reputazione online significa conoscere, come abbiamo detto, i meccanismi mentali, ma significa anche poi riuscire ad applicarli al web. Primo passo, mappa degli stakeholder. La prima cosa da fare in qualunque piano di comunicazione che voglia avere un impatto anche sulla reputazione è fare una mappa degli stakeholder.
Gli stakeholder sono tutti gli interlocutori, una parola inglese che non ha esattamente una traduzione in italiano, portatori di interesse, cioè tutti gli interlocutori dell'azienda. Ci sono gli interlocutori interni, che sono ovviamente i clienti, la rete vendita, i manager, i proprietari, e poi ci sono anche gli stakeholder esterni, i fornitori, le società, il governo. Il grande errore che ha fatto il business finora, quando affronta un piano di comunicazione, è pensare che l'unico pubblico a cui deve comunicare sia quello dei clienti. In realtà dimentichiamo che l'azienda è un mondo che ha tantissimi stakeholder e dovremmo riuscire a fare un piano di comunicazione che sia rilevante dal punto di vista della reputazione, comunicando cose diverse attraverso canali diversi a tutti loro o a quelli più rilevanti. Questa è un'affermazione di Garavaglia, responsabile della comunicazione e relazioni esterne di Trenord. Immaginate la difficoltà di curare la reputazione di un marchio che ha parecchie, responsabilità operative, che dice: il giorno in cui capiterà, e questo giorno esisterà perché è già successo, lo assicura lui, che un treno arriverà in ritardo e la gente si domanderà come mai, ecco, quel giorno lì vorrà dire che la pianta della nostra reputazione avrà iniziato a fiorire. Cioè, pensare alla comunicazione come a un processo per entrare in relazione. Comunicazione oggi non vuol dire parlare di, ma vuol dire parlare con. Vi racconto una case history per farvi capire praticamente come facciamo questa mappatura degli stakeholder. Ci sediamo a tavola, prendiamo un foglio, cerchiamo di tracciare, vedrete dopo nelle slide ho cercato di riassumere gli stakeholder fondamentali, dove potete anche riconoscere i vostri, e vi faccio comprendere come anche quando ci sia una complessità di stakeholder si può fare questa cosa. San Pellegrino, marchio di acque che voi conoscete, posizionato nel mondo del beverage, ha ad esempio una bella esperienza in termini di comunicazione, avendo fatto una mappatura ampia degli stakeholder e avendo riconosciuto diversi pubblici, ha sviluppato negli anni 2 progetti principali in mezzo agli altri di comunicazione, 2 siti, 2 blog diversi rispetto oltre al sito commerciale. Da una parte, chi è appassionato di cucina sicuramente conosce Fine Dining Lovers, una vera e propria testata dedicata agli chef, alle cucine più gourmet, che da una parte raccontano queste esperienze nel mondo, dall'altra parte li sostengono, danno dei consigli e raccontano le avventure degli chef stellati o più gourmet intorno al mondo. Dall'altra parte però l'impegno di San Pellegrino si è concentrato sul tema dell'acqua. L'acqua è un tema universale che potenzialmente interessa tutti. Attorno al mondo dell'acqua girano tante cose, il tema della sostenibilità, dell'approvvigionamento, della parità sociale, eccetera, eccetera. Ha sviluppato anche un altro sito che si chiama In a Bottle, dove troverete tantissimi contenuti riguardanti appunto l'acqua da tutti i suoi punti di vista, come materia, come simbolo, l'acqua nell'arte, l'acqua nella nostra vita, l'acqua come tema di sostenibilità. Questo già è un esempio di come si può sviluppare un piano di comunicazione e di reputazione se si è fatta una corretta mappatura degli stakeholder, temi anche distanti, diversi, che però possono essere accomunati in un unico brand perché ha fatto una buona e dettagliata mappatura degli stakeholder. Qui vi riporto la mappa degli stakeholder e ho inserito per chi volesse anche la copertina del mio libro che uscirà settimana prossima, Comunicare Human to Human, dove trovate appunto questa mappa che vi potrà aiutare a fornirvi una guida per fare la vostra mappa degli stakeholder. Ci sono i media, ci sono i clienti, ci sono i fornitori, c'è l'azienda, la comunità, i collaboratori, i sostenitori. Tutti voi, qualunque sia la vostra azienda, avete più stakeholder. La reputazione comincia dalla relazione che stabilite con loro. Qui ci sono ancora una serie di principi come una sorta di guida, di mappa di valori, che è il secondo passo. Dopo aver stabilito gli stakeholder, o meglio, in contemporanea, stabilite i vostri principi, stabilite i vostri valori. Siete un brand votato alla sostenibilità, siete un brand votato all'impatto sul territorio, alla parità sociale, alla parità di genere. Stabilite i vostri principi di business, ma anche culturali e sociali.
Ricordatevi che siamo esseri dotati di umanità e di buonsenso. Questa l'ho inserita all'ultimo minuto, me l'hanno mandata stamattina, come vedete dal testo è freschissima, anzi caldissima, ed è un modo di affrontare le novità. Dicevamo che i brand possono essere fonte di informazioni. Tutti i brand si sono ritrovati in questi giorni a cancellare interi piani editoriali. Noi in agenzia diciamo ogni DPCM è un mal di testa che ci fa cancellare tutto quello che abbiamo scritto e ricominciare da capo, perché vedremo dopo, bisogna essere sempre sul pezzo sulla notizia. Però cercate di avere un po' di umanità e un po' di buonsenso. Qui c'è un brand che gestisce magari con un po' di larghezza di vedute la necessità. Noi in questo momento siamo zona arancione e quindi non possiamo varcare le soglie del comune. Qui cercano di dare degli escamotage per andare a comprare dei brand che sono assolutamente necessari per la sopravvivenza. Sii tempestivo, non perdere tempo, attenzione, i social media sono fondamentali per la reputazione, non sottovalutateli. I social media oggi sono dei canali di identità e di reputazione. Questo è un epic fail uscito qualche giorno fa purtroppo su Vanity Fair Italia, che aveva programmato di fare gli auguri a Gigi Proietti, scordandosi che aveva programmato questo post nel giorno che è uscito, appunto nel giorno in cui l'attore, ahimè, era scomparso. Poi diventiamo un po' pro nella gestione della comunicazione. Vai oltre la logica commerciale. Qualunque cosa tu faccia è giusto e è chiaro a tutti che il tuo obiettivo è il fatturato. Non fermarti a quello. Questa è una bellissima immagine ADV che è circolata moltissimo negli scorsi giorni, prodotta da Burger King, che invita ad ordinare cibo da asporto da tutti, da Burger King perché magari è meglio, ma anche da tutti i competitor. E li cita, addirittura mette McDonald's, il grande competitor di sempre, nel titolo, perché in questo momento la sopravvivenza della categoria, o meglio la sopravvivenza del singolo brand, dipende anche dalla sopravvivenza della categoria. È stato un grande atto, ovviamente scaltramente pubblicitario, ma di grande apertura umana. Vi dicevo prima, nessuno è troppo piccolo per avere una reputazione. Non pensate, se siete un negozio di prossimità, non pensate se siete un'azienda appena nata, un progetto che ancora sta muovendo i primi passi, che la reputazione è qualcosa a cui dovrete pensare dopo, quando diventerete più forti, quando avrete dei dipendenti. No, la reputazione, come avete visto, è qualcosa che si proietta come un'ombra attorno a noi. Per cui, fin dal momento in cui nascete, dovete, come azienda, prendervi cura della vostra reputazione. Qualche altro suggerimento? Coltiva la tua fanbase, ma costruisci la tua community. Che differenza c'è fra fanbase e community? Fanbase sono quelli che ci seguono su un account Facebook, Instagram. La community sono le persone che gravitano attorno a noi, che non necessariamente hanno messo mi piace alla pagina, ma che ci trovano interessanti, che interagiscono, che possono sviluppare progetti con noi. Vi porto qui uno dei casi più recenti. Rinascita Digitale, una community che è nata durante il lockdown e che è esplosa nei numeri grazie al lavoro di Stefano Saladino e di Michele Saladino, che appunto nasceva attorno all'idea di mettere a disposizione la conoscenza delle persone in una piattaforma in cui tantissimi, anche io mi sono ritrovata come speaker a fare delle lezioni su come gestire i momenti di crisi, su come gestire e migliorare le aree di benessere. Vi invito ad andarla a verificare, è un bellissimo caso di come una community può svilupparsi attorno a un momento di emergenza. Tutti noi stiamo vivendo momenti di emergenza, tutti noi, anche se siamo piccoli, possiamo pensare in ottica di sviluppare community. Queste sono le 6 aree della reputazione che dovrebbero essere presidiate. Qui ci vorrebbe un altro webinar, ma magari riusciremo ad approfondire in un altro momento. Vi dicevo, la reputazione non è solo le vanity metrics, non è solo i like, ma è il presidio dei press e dei media, della percezione, la performance economica, l'aspetto legal e compliance, quanto siamo compliance rispetto all'evoluzione legislativo, e la capacità di diciamo lavorare bene con le HR, e ovviamente sono i social media. Ancora, e sto per finire, la reputazione è questione anche di
visione e di linguaggio. Se vi state chiedendo ancora se siete un B2B o un B2C, se dovete esprimermi in maniera più strutturata, in maniera più diciamo aperta, più friendly, sappiate che oggi il nuovo trend è proprio quello della comunicazione human to human, comunicare a vista, ad altezza d'uomo. Le aziende non sono più sul piedistallo, sono interlocutori dal momento in cui si mettono a disposizione sul web, aprono un sito, aprono dei social media e quindi devono comportarsi in maniera di essere aperti e proattivi alla discussione. Infine, un caso di brand activism, ovvero le aziende che prendono posizione e le aziende che formano la cultura sociale dell'ecosistema dove vivono. Un piccolissimo spot, facciamo un tuffo indietro negli anni, erano gli anni 90, questo ve lo ricorderete, Gillette il meglio di un uomo. Tu già lo sai, con noi dimostrerai il meglio di te, di padre e figlio, la nostra tradizione. Gillette, il sistema Gillette con Tool Plus con insieme per il meglio di uomo. Beh, l'immagine dell'uomo negli anni 90 era molto molto chiara e Gillette la riassumeva bene. Quello che diciamo colpisce è come nel giro di 15 anni sia potuta cambiare del tutto l'immagine dell'uomo e che sia proprio Gillette, brand prettamente maschile, a farsi carico di raccontare, prendendo posizione, questo cambiamento. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Yeah. It's been going on far too long. We can't laugh it off. What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. That's what she says. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Oh, sweetie. Come on. To say the right thing, to act the right way. Not cool, not cool. Some already are. In ways big and small. I am strong. I am strong. But some is not enough. Someone treat each other, okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Gillette lancia una campagna attraverso cui riformula e partecipa attivamente a riformulare la concezione dell'uomo che il brand stesso aveva contribuito ad alimentare. I tempi cambiano, se sei un'azienda puoi puntare molto a più che a fare un buon fatturato, cosa già abbastanza difficile di questi tempi. Però il fatturato cammina di pari passo con l'identità, con la reputazione, con la capacità di prendere posizione sulle tematiche che impattano sul tuo vissuto quotidiano. Se sei un professionista puoi aspirare molto di più che ad aumentare i numeri che consentono a un'azienda di galleggiare sul web. Il web è un'incredibile possibilità di esprimere e di formare pensiero. I brand che l'hanno fatto, che l'hanno capito e che si muovono in questo modo ricevono
dei risultati incredibili. Ad esempio, e con questo vi lascio e vi saluto subito dopo, c'è Esselunga, che voi conoscete, che è una catena di supermercati molto importante, che ogni anno, incredibilmente, non so quanti di voi lo sanno, riceve presso il reparto marketing delle richieste piuttosto strane. Ecco, questo vuol dire quando un brand riesce a lavorare anche alla sua reputazione. Che i vostri clienti si innamorino o meno tra i corridoi della vostra azienda, si aspettano sicuramente qualcosa di più da voi che una proposta commerciale. Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto e ciò che hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Tutto questo insieme a quello che esprimete, ai messaggi che passate, alle scie sociali che lasciate attorno a voi, online e offline, formano la vostra reputazione. Per chi volesse interessarsi del tema o un'ampia bibliografia da suggerire, da consigliare, scrivetemi su LinkedIn, Santina Giannone, ve la manderò volentieri. E visto che siamo tutti alla ricerca di un domani possibilmente migliore, come dice Snoopy, mi piace concludere con la risposta che i cantanti danno nella canzone che avevo citato all'inizio: dove sarò domani, dove sarò. Loro a un certo punto dicono: ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi fa pensare a domani, ma puoi farlo dopo oggi, solo oggi. Domani è già qui, domani è già qui. La reputazione è qualcosa che vi aiuterà, vi accompagnerà incredibilmente domani, ma dovete cominciare a costruirla oggi, sin da subito, qualunque sia il vostro business. Qui ci sono i miei contatti, spero di esservi stata utile. Un saluto agli amici di Rematch e la parola a Luca. Grazie, grazie mille Santina, grazie per Snoopy che è il mio animale preferito e specialmente grazie per questo intervento che sicuramente ha aiutato a capire meglio quello che ho tentato di introdurre, ma che chiaramente dovevi raccontarci tu. Quindi grazie e salutaci la tua bella Sicilia. Grazie mille. Noi torniamo invece in Veneto. In realtà c'è un bagliore di sole anche da queste parti, una bellissima giornata anche oggi e quindi sono molto felice di avere la nostra ulteriore grazie ospite di questo momento, che anche lei è dal vivo. Esistono esseri umani, pensate, non solo degli schermi, quindi io invito, mentre io scendo, lei sale, così, visto che siamo senza mascherina, non ci guardiamo neanche in faccia, ma ci vogliamo bene. Quindi io ringrazio Chiara Storti, scusami, perdonami, che ci parlerà di argomenti che sono ancora più pratici, sempre più pratici, e che riguardano l'analisi dei siti web, del web marketing, di questi mondi che vanno da Google all'e-commerce. Lascio la parola a lei che ha tantissimo da raccontarci e la ringrazio di aver fatto lo sforzo di venire insieme a noi in questo piccolo grande momento. Grazie, partiamo con la sigla e poi arriva Chiara. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio.
Effettivamente è vero, siamo in presenza, siamo in pochi, ci teniamo a debita distanza, abbiamo un'intera aula a nostra disposizione con un sacco di posti liberi, per cui devo immaginare che siate qui con noi, anche se immagino sarete connessi sui nostri live. E visto l'occasione vi direi, mi raccomando, anche durante tutto lo speech, se volete interagire, se volete scrivere i vostri commenti o postare qualche domanda, utilizzate sia YouTube sia Facebook Live, voi scrivete che noi alla fine, se riusciamo, vi risponderemo come se foste qui presenti assieme a noi e ci sentiremo anche un po' più vicini nonostante questi distanziamenti imposti. Bene, di cosa vogliamo parlare adesso? Dopo questi bellissimi interventi proseguiamo questo nostro excursus parlando di quelli che sono i siti web, gli e-commerce, Google e il web marketing, ossia daremo uno sguardo a come si sta evolvendo e come si è evoluto il web in questi mesi, andando a vedere le crisi ma anche le opportunità che spesso camminano su binari paralleli. Faccio una breve presentazione, forse qualcuno mi conosce, forse qualcuno ancora no. Io sono Chiara Storti, come dicevano me la gioco comoda perché gioco quasi in casa, quindi sono comunque del Veneto anch'io. Sono un consulente web marketing, mi occupo di web ormai da parecchi anni. C'ho una lunga biografia dietro di me, ma non siamo neanche qui a guardarla completamente. Questo è il mio argomento, il mio pane, mi piace parlarne, mi piace condividerlo, mi piace portare quelle che sono le mie esperienze alla portata un po' di tutti, per dare quella che è l'informazione, l'alfabetizzazione, perché spesso condividere le informazioni fa sì che tutti ci arricchiamo. Questa è una grande opportunità e quindi un grande valore e mi piace portarlo avanti. Se volete cercarmi, Chiara Storti, io penso mi troverete. E quindi, entrando nel vivo, come siamo in questo momento? Di cosa dobbiamo parlare? Ci troviamo in una situazione di crisi senza precedenti a livello globale. Questo significa che non abbiamo uno storico a cui fare riferimento e quindi non possiamo fare grandi previsioni su quello che ci aspetta domani, dopodomani o anche tra una settimana o tra un mese. E quello che solitamente ci dà tutte le risposte, l'amico Google, il motore non solo di ricerca ma proprio un motore di risposta, non può darci risposte in questo caso. In questa crisi non può darci tutte le risposte che vorremmo avere. Perché? Perché questa crisi in cosa si può tradurre? Si può tradurre in qualcosa che noi possiamo definire no storico, no party. Ossia non abbiamo uno storico su cui fare raffronti e non abbiamo dati per poter fare previsioni a livello globale. Cosa significa tradotto in quello che è il mondo del web, nel mondo di Google, degli e-commerce, dei siti web? Significa che spesso quello che noi facciamo, quello che noi ipotizziamo, i nostri programmi, i nostri progetti, si basano su un'analisi di mercato, si basano su una storicità, si basano su una stagionalità che quest'anno è andata completamente a morire. Non abbiamo più dati che siano concreti con gli scorsi anni. E questo si traduce anche nel fatto che quando questa situazione si risolverà, perché mi auguro si risolva, non avremo uno storico a cui attingere. Se noi andassimo indietro nel 2021 ipoteticamente per fare dei trend su quello che è l'andamento estivo dei viaggi, del turismo, della spesa online, della vendita del lievito, ecco che ci troveremmo con dei dati totalmente sfasati rispetto a quello che è un andamento naturale e normale della situazione. Quindi questa crisi ci porta ad uno sbalzo completo, ad un gap di dati che ci porterà ad avere problemi anche in futuro, non solo adesso. Abbiamo avuto, stiamo avendo e avremo delle limitazioni rispetto alle nostre abitudini. Questo ha fatto sì che cambino totalmente le nostre abitudini, sia per obblighi imposti, sia per quel qualcosa che poi è sorto come una nuova abitudine, una nuova comodità. Il fatto di non poter uscire di casa ha fatto sì che dovessimo lavorare a casa, quindi sviluppare quello che è stato lo smart working. Il fatto di non poter uscire di casa ha fatto sì che cambiassimo anche il modo in cui facevamo la spesa, in cui facevamo acquisti. Ci siamo spostati sull'acquisto online. Non potevamo vedere i nostri amici, non potevamo vedere i nostri cari. Abbiamo acquisito le competenze e abbiamo installato applicazioni per poter fare questo. Quindi abbiamo aumentato dei download, abbiamo aumentato degli utilizzi, abbiamo aumentato delle visite a determinati siti. Quindi abbiamo cambiato le nostre abitudini e non è detto che nel momento in cui la situazione cambi torneremo alle vecchie, magari riscopriremo nuove abitudini e quindi ancora andremo ad evolvere una situazione in continuo divenire. Però dobbiamo sempre mantenere delle relazioni.
Io adesso vi ho parlato delle relazioni di lavoro, delle relazioni con i nostri amici, con i nostri cari, ma le relazioni di business, quindi delle aziende con i loro clienti e potenziali clienti, sono altre relazioni che abbiamo la necessità di mantenere. Nei mesi scorsi i nostri consumatori, i nostri potenziali clienti, i nostri clienti erano molto attivi online. Adesso ci troviamo di nuovo in una situazione in cui tornano ad essere attivi online, tornano ad essere attivi in una ricerca magari diversa, ma comunque che li sta portando verso l'online, perché di nuovo siamo di fronte a delle limitazioni. E in questo momento in cui non possiamo trovarci faccia a faccia con loro, in cui non possiamo relazionarci secondo i metodi standard, secondo i canali standard, dobbiamo riscoprire un metodo per creare relazioni. Avete sentito anche negli interventi scorsi quanto sia importante mantenere il contatto, perché non siamo macchine, siamo persone e le persone hanno delle necessità. Noi dobbiamo essere pronti a far fronte a queste necessità andando ad approntare, ad approcciare i nostri consumatori in un modo nuovo. Perché? Perché la nostra vita sta diventando sempre più online. È uno dei cambiamenti più immediati che ha prodotto questa pandemia, un'ondata di persone che inizia a portare online gli aspetti di vita quotidiana. Quello che prima facevamo uscendo di casa, andando a fare la spesa, andando a vedere i negozi, andando a vedere le vetrine, un pomeriggio a spasso lungo il centro per vedere le vetrine e scoprire quali sono le tendenze di moda, per scoprire come crearsi l'outfit invernale, piuttosto che l'outfit estivo quando eravamo a marzo, non l'abbiamo potuto fare. Quindi abbiamo dovuto cambiare quello che è il nostro approccio anche all'acquisto. La spesa che eravamo abituati a fare al supermercato, andando, girovagando fra gli scaffali e cercando non solo quello che avevamo sulla lista della spesa, ma anche quello che diventava più allettante, vedendo la scontistica, vedendo una promozione, vedendo un'offerta, vedendo un prodotto nuovo che magari diventava allettante e interessante, non abbiamo potuto farlo, l'abbiamo potuto fare in modo molto limitato, con visite veloci, frettolose, un po' ingrigite da quello che era anche il senso di preoccupazione. Ecco, anche lì abbiamo cambiato quello che è stato il nostro approccio della vita quotidiana. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato. E cercato dove? Principalmente su Google. Certo, tutta quella che è la ricerca sui social network, la vita sui social network è tutto un canale dedicato e a parte in cui la gente si è riversata completamente, ma anche le ricerche su Google sono cambiate. Perché? Perché noi persone online ci rivolgiamo a Google per fare delle domande, per risolvere dei problemi, per crearci delle aspettative su qualcosa che magari non conosciamo ancora approfonditamente. Cerchiamo su Google dei risposte, dei metodi per valutare, per cercare, per pianificare i nostri acquisti. Acquisti non solo online, ma anche nel mondo reale. Ecco com'è cambiata in questo momento la situazione. Nel momento in cui possiamo andare in un negozio, comunque prima cerchiamo l'informazione online, perché abbiamo visto che è comodo, è fruibile, c'è. Ho un sacco di disponibilità online, ho un sacco di idee e quindi ecco che ho spostato online un qualcosa che facevo offline e viceversa. L'online si è consolidato come fonte importante anche per informarsi sulle notizie, non solo per la vendita di prodotti, ricordiamocelo, le notizie sono diventate un punto cruciale sulla sfera online, soprattutto in un momento in cui eravamo tartassati da informazioni di telegiornali, dirette, non dirette, situazioni, non situazioni. Cercavamo online un sacco di notizie, quindi non solo acquistare, ma anche informarsi. Se andiamo a vedere, ad esempio, il tempo trascorso online, da mobile, perché è un dispositivo che abbiamo sempre in mano, di marzo 2019 contro marzo 2020, quindi l'inizio della nostra pandemia rispetto all'anno precedente, troviamo dei tassi di crescita in percentuale che sono veramente altissimi, soprattutto negli Stati Uniti, ma subito seguiti dall'Italia. L'Italia nel mese di marzo ha sfruttato moltissimo quello che è stato l'online per cercare notizie, per cercare informazioni. Ma perché ci serve sapere questo? Perché anche i siti di notizie, i siti di informazione possono diventare un ottimo canale per incrociare quelli che sono i nostri potenziali clienti. Perché per i publisher l'audience cresce, ma per gli inserzionisti aumenta l'opportunità di raggiungere un pubblico più ampio e più coinvolto,
che va con assiduità sui siti di notizie, che cerca informazioni ma è pronto a recepire anche altri tipi di informazioni e promozioni che siano coerenti con le necessità, con il contesto, con quello che può servirgli nell'esatto momento in cui andiamo a proporgli la nostra promozione, la nostra pubblicità. Cos'è successo? È successo che il 96% della popolazione a livello mondiale legge, guarda o ascolta notizie. In questo periodo vuol dire che quasi tutti lo stanno facendo. Il 96% è veramente un dato elevatissimo. E anzi, questa percentuale di utenti, di persone che leggono, guardano e ascoltano le notizie, passano quasi un'intera giornata alla settimana per fare questa loro attività. Spendono 23,6 ore a visualizzare contenuti di tipo informativo. E il 60% di questi consumatori globali è coinvolto, si registra e acquista notizie. Quindi vuole essere e mantenersi informato e rende queste sorgenti di informazioni un punto chiave, un punto cruciale in cui anche noi possiamo farci vedere, anche noi possiamo emergere. Ricordiamoci che comunque non tutti le cercano gratuitamente. Facebook, Instagram sono stati una grandissima fonte di notizie di vario genere. Nessuno sta lì a sindacare quale sia la qualità della notizia, ma le notizie di qualità, vediamo che c'è addirittura un 16% di questi intervistati in 9 paesi mondiali sensibili a queste informazioni, che paga, è disposto a pagare per accedere alle notizie. E mentre vediamo che un 44% di persone, soprattutto giovani, nella fascia tra i 16 e i 34 anni sono il 61%, ma il resto della popolazione comunque per un 44% è disposta a pagare per l'intrattenimento, comunque c'è chi è disposto a pagare anche per l'informazione, per la notizia. Addirittura è emerso che i giovani, quindi nella fascia fra i 16 e i 34 anni, disposti a pagare per le news è il doppio rispetto agli over 55, forse ancora più legati a quello che era il vecchio modo di ricevere le notizie, della fruizione delle notizie, che erano i quotidiani, i giornali, il telegiornale. Però cresce sempre di più questa voglia, questa necessità di accedere alla notizia online. Ovviamente questo si traduce anche nella responsabilità da parte di chi fornisce queste notizie di essere il più possibile accurato, di essere preciso, di dare informazioni puntuali, di dare informazioni vere, credibili, certificate, garantite. E se parliamo di e-commerce? Se parliamo di e-commerce, anche qui, e-commerce e coronavirus, anche in questo ambito abbiamo visto, sono successe un sacco di cose. Ma il web è diventato un'importante finestra sul mondo. È stata la finestra con cui le persone che possono vendere un prodotto, vendere un servizio, possono comunicare con i loro consumatori, con i potenziali clienti, con i clienti, anche se sono chiusi in casa. Perché quasi sicuramente hanno un accesso ad internet. Se non hanno un computer, hanno uno smartphone, hanno un tablet. Moltissimi sono gli utenti che possono accedere alle informazioni online, che possono accedere all'online. Quindi il fatto di poter interfacciarsi con loro direttamente da questo canale è diventato fondamentale. Non posso più pensare al giorno d'oggi di poter vendere quelli che sono i miei prodotti e i miei servizi solo in modalità fisica. Diventa difficile. Diventa difficile perché non è la persona che non vuole venire in negozio, talvolta è impossibilitata a farlo. E quindi il web diventa uno strumento chiave. Guardiamo i lati positivi. Con il web, con un computer, con uno smartphone, possiamo girare tra gli scaffali virtuali e trovare un sacco di informazioni, un sacco di prodotti. Possiamo mantenere la distanza sociale senza nessun problema. Siamo a casa nostra, siamo in un ambiente a noi confortevole. Non abbiamo bisogno di indossare una mascherina, cosa che per molti sembra un bavaglio, sembra un'imposizione difficile. Diamogli la possibilità di fare quello che erano abituati a fare, potendolo fare in tranquillità, da casa, con uno smartphone o con un PC. Tutto questo però cosa significa? Significa che il mio sito e-commerce deve essere in grado di far scorrere le persone tra gli scaffali, devo dargli tutte le possibilità, devo dargli una fruizione e una navigazione fluida, semplice. Devo agevolarli in questo processo. Perché? Perché la spesa online, dopo il picco che ha avuto in lockdown, poi
è calata perché la gente poteva uscire di nuovo, ma attenzione, sta crescendo nuovamente. La nostra curva di ricerca ricomincia a crescere, perché? Perché ci sono nuove imposizioni. E cosa cerchiamo su Google? Cerchiamo principalmente brand. Abbiamo visto l'importanza di avere un brand forte, di avere una presenza forte, perché le persone cercano come argomenti e come aziende quelle che conoscono, quelle a cui si affidano tutti i giorni, di vario genere. E quando fanno delle ricerche per query associato sia quello che proprio io scrivo su Google, quello che chiedo anche con l'assistente vocale, ancora sono dei brand. Sono dei brand associati alla spesa online o alla consegna a casa, associati a quella che è una spesa su un luogo, quindi anche geografici. Perché mi servono queste cose? Perché devo capire cosa posso offrire. Devo capire che posso andare a raccogliere un sacco di potenziali clienti. Ad esempio, se andiamo a vedere online e oltre confine cosa è successo, c'è stato un incremento del 20 al 40% di persone che hanno acquistato con maggior frequenza prodotti alimentari, ma anche prodotti per la cura della persona. E addirittura c'è stato un incremento di chi ha acquistato a livello internazionale, quindi oltre confine, dal 12 al 25%. Questo sì vuol dire che la gente può non acquistare da me, ma acquistare da qualcun altro, ma vuole anche dire che altre persone possono venire a acquistare da me. Perché? Perché i motivi sono 3 e sono molto validi. Online si scoprono nuovi prodotti, online è comodo e online spesso c'è maggiore disponibilità. Quello che non trovo nel mio supermercato sotto casa, magari online lo trovo in un altro supermercato che mi fa la consegna a domicilio. Online è comodo, abbiamo visto, sono a casa, sono nel mio ambiente. Quindi questi sono ottimi motivi per cui noi, che abbiamo un'azienda che vende qualcosa, deve proporsi con un e-commerce online. Ad esempio, i tassi di conversione su quelli che sono stati gli annunci su rete ricerca del settore farmaceutico hanno aumentato del 47% le possibilità di convertire, quindi di fare una vendita. E lo stesso nel settore medico è aumentato del 24% il tasso di conversione, quindi la frequenza con cui le persone acquistano un prodotto. Perché? Perché la salute in quel momento e il sistema immunitario era un argomento particolarmente sensibile. Hanno cavalcato l'onda e sono arrivati ad ottenere il risultato. Anche la consulenza finanziaria ha avuto una crescita, sono aumentati il tasso di click e il tasso di conversione perché c'era paura di una crisi economica. Quindi le ricerche e le informazioni sui servizi di consulenza finanziaria online sono aumentati. Il fatto di dare risposte pertinenti, con siti pertinenti, con possibilità di chiedere una consulenza e di ottenere una consulenza direttamente da casa, ha fatto sì che aumentassero i click e anche quindi le conversioni, ossia l'acquisizione del cliente. Addirittura per i negozi è nato un nuovo approccio, si chiama l'approccio phygital, un nome un po' strano. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone stanno andando fra l'online e l'offline, pianificano le visite ai negozi, cercano informazioni sulle disponibilità dei prodotti, cercano informazioni sugli orari di apertura o servizi offerti, come ad esempio faccio la spesa online ma me la trovo già pronta in consegna per poterla ritirare all'esterno, quindi non devo neanche entrare al supermercato o al negozio. Il negozio, quando entro, mi dà la possibilità di interfacciarmi con l'e-commerce e così via. Quindi questo incrocio fra l'online e l'offline. Questo probabilmente sarà una breccia verso il futuro, potrà essere una cosa molto interessante. Sia se arrivano in negozio posso veicolarli online, sia se arrivano dall'online posso veicolarli in negozio e incrociare costantemente questo loro comportamento d'acquisto. Perché devo cambiare l'esperienza in negozio, soprattutto adesso, ma probabilmente questa cosa si ripercuoterà anche in futuro. Dovremo far sì che il nostro ambiente fisico sia sicuro e sia confortevole. Potrà diventare uno showroom coinvolgente multicanale? Potrebbe anche potrebbe essere un'opportunità. Online vedono i miei prodotti, vedono le mie possibilità, vedono come possono raggiungere il negozio, vedono gli orari, possono arrivare, possono vedere. Offline, quindi quando sono già lì, vedono dei prodotti correlati che magari non ho disponibilità in negozio, ma posso farli arrivare. Vedono un approfondimento, vedono un qualsiasi cosa che possa migliorare la loro esperienza d'acquisto. Ecco che incrocio il fisico e l'online. E l'advertising?
Attenzione, paura di recessione e calo degli investimenti hanno prodotto importanti fluttuazioni di aste. Cosa significa? Ve lo traduco in modo semplice, è facile insomma. Comunque, in ambito di advertising è cambiato l'approccio, cambiando moltissimo le fluttuazioni di ricerca, cambiando moltissimo i click. Ecco che le strategie sul lungo periodo non sono più fattibili. Bisogna pensare sul breve e medio periodo, bisogna abituarsi ed adeguarsi a quella che è la situazione attuale, rimodularsi con una certa frequenza. Perché click e conversioni calano. Quando non si ha una sicurezza sul futuro, la stessa persona che una volta acquistava facilmente può acquistare con un po' più di pensiero maggiore. Prenoto un viaggio, non prenoto un viaggio, adesso come adesso non lo prenoterei. Quindi ecco che i tassi di conversione calano, i click calano. L'assistenza di Google non sempre c'è. Quindi teniamo attive le campagne che funzionano. Ricordiamoci che può esserci un ritardo nell'analisi e nell'approvazione di nuove campagne. Quindi proviamo, testiamo, ma non basiamo tutto su quel nuovo. E sfruttiamo il remarketing, perché molte persone online, molte interazioni, significano molti potenziali utenti che posso andare a ricontattare con delle pubblicità mirate. Remarketing e retargeting, nuove offerte, nuove promo, dedicato a chi ha già interagito con noi, quindi chi è già in un certo punto del funnel. Crisi e opportunità. Questa è una crisi, ma spesso la crisi si traduce in momenti ideali per sperimentare. Rimodelliamoci e ripartiamo, perché l'odierno clima di incertezza ha costretto sia chi si occupa di marketing, ma anche le aziende, un po' tutti, a essere più flessibile, più creativo. E queste sono abitudini di cui probabilmente beneficeremo a lungo. Ovviamente bisogna stare attenti. Ok, la creatività, ma se siamo in un mare di squali, magari navigare con uno scatolone o una vanga al posto di un remo potrebbe non essere una buona idea. Ma dobbiamo aprire la mente e uscire dai nostri limiti. Cosa ci portiamo a casa da questo mio intervento? La trasformazione digitale sarà essenziale per accelerare la ripresa economica e la crescita aziendale. Il digitale ci serve. 2. La diffusione degli e-commerce rende necessario lo sviluppo di strategie multicanale. Ottimo l'advertising, ma attenzione, non c'è solo Google, ci sono i social, ci sono molti canali, ci sono le automazioni, c'è la brand reputation, c'è la reputazione online. Teniamoli sempre a mente tutti. E terzo, le aziende dovranno essere online pronte a ricevere traffico, quindi con siti ottimizzati e campagne mirate alle esigenze che hanno gli utenti esattamente nel momento in cui arriveranno online da noi. E se avete qualche domanda, io per questo momento direi che ho concluso. Allora, Chiara, e vi ringrazio. Mettiti un po' più in là, dai che mi così io defilo. mi metto in qua. In realtà sì, abbiamo avuto un paio di domande, quindi Bene. magari approfittiamo anche perché siamo stati bravissimi in termini di ottimizzazione dei tempi e vi ringrazio tutti. Ok. Più vicini, guarda, 1 metro, così, Ok, va siamo. bene? Ok, posso mettere solo una narice così siamo a posto? Allora, la domanda è, 2 domande c'erano. Una riguardava e-commerce prevede una serie di relazioni con dei clienti e l'ottimizzazione per poi vendergli qualcosa. C'è qualcuno che dice, bene, però se tu vuoi sapere i miei prezzi, vuoi entrare nel mio sito della parte di e-commerce, prima voglio che tu ti registri e quindi che tu faccia un login. Secondo te questo è un tipo di strategia furba? È un tipo di strategia consigliabile? Un tipo di strategia da evitare? Secondo te, secondo la tua esperienza, cosa è meglio fare? Allora, sono strategie che si usavano anche anni fa, si usavano principalmente per 2 motivi. Non voglio far vedere i miei prezzi a tutto il pubblico, perché ho paura che i concorrenti mi spino e questo è un motivo che secondo me va totalmente eliminato. Oppure il motivo più magari logico e intelligente è non faccio vedere i miei prezzi perché i miei prezzi sono dedicati a una community che vado a creare appunto raccogliendo questi lead, questi contatti. Quindi ti faccio sentire parte di una community che ha dei vantaggi, che ha dei prezzi agevolati, dei servizi agevolati, un qualcosa di dedicato. Quindi sia a livello di creazione di community, quindi quello è il mio obiettivo, può avere un senso. Se è solo per nascondermi, secondo me no. Quindi tu dici, se io faccio capire ai clienti che, visto che facciamo parte di una comunità, io ti offro dei vantaggi, che magari non sono solo l'accesso ai prezzi, ma poi allora probabilmente questo diventa un valore percepito, altrimenti diventa un muro. Esatto, c'era tempo fa, non mi ricordo più la community di arredamento per la casa,
in cui potevi vedere i prezzi, potevi vedere i prodotti solo una volta che ti registravi o al loro sito o alla community sui social. Quello aveva un senso perché creava una sorta di aggregazione, creava un senso di appartenenza al gruppo che quindi motivava anche maggiormente poi l'acquisto, quindi aveva una doppia valenza. Ok, quindi insomma di fare le cose cercando di capire che dobbiamo venire incontro agli altri e non cercare di portare necessariamente Esatto. noi. Bisogna sempre comunque dare per ricevere qualcosa. La seconda cosa è, in questi mesi c'è stata una serie di presentazioni, alcuni sviluppi del mondo dei social che si è sviluppata dicendo adesso le cose le comprate da noi, quindi un meccanismo da parte di Facebook, di Instagram, addirittura di WhatsApp se non sbaglio, del ok, vieni da noi, diventiamo noi il grande supermercato, con la possibilità quindi di far credere che non serva più un sito, non serva più un negozio di e-commerce, te lo diamo noi. Come vedi questo scenario? In realtà è quello che ho detto molto brevemente, se in una parola, la strategia multicanale. Non c'è solo il nostro sito web, non c'è solo il nostro e-commerce, ci sono tutta una serie di altri canali che appunto vanno dai social, dagli e-commerce sui social, dalla possibilità di compravendita sui social, ma anche alle grandi catene come ad esempio un Amazon. Io posso vendere i miei prodotti anche su Amazon, posso venderli dal mio e-commerce, posso venderli su Facebook. Quindi devo attuare questa strategia andando a capire dove sono i miei utenti, quelli che sono più vicini alla conversione, quelli che sono più distanti alla mia conversione, quelli che sono più propensi ad acquistare magari su Amazon perché c'è più credibilità e io sono un brand nuovo, piuttosto che su Facebook perché ho una community forte su Facebook per cui riesco a vendere direttamente lì. Quindi in realtà non vendo solo nel mio sito, il mio sito mi serve perché è una parte del mio business, ma non è l'unica e la sola parte, non deve mai essere una cosa vista a sé. È come una catena, ci sono i vari anelli. La forza dell'anello più debole dà la forza dell'intera catena, quindi devo tenerli sempre tutti monitorati, rafforzati e gestiti in modo adeguato. Ok, e l'opposto, perché sembrerebbe che quasi il pericolo sia opposto. Questa multicanalità è ovviamente molto positiva, è ovvio che se arriva la forza di un social network che sostanzialmente negli anni ci ha detto perché hai bisogno di un sito internet, tanto hai una pagina Facebook, non è che ce l'hanno detto ufficialmente, però come dire, molti brand, molti mercati, molte aziende hanno pensato che lo facesse. Adesso qual è il rischio? È che il negozio diventi Facebook e questo potrebbe creare delle discrepanze, delle criticità, oppure lo vedi in modo più sereno, diciamo? Io lo vedo in modo più sereno, anche perché su Facebook abbiamo un target di potenziali clienti, un target di clienti, non li abbiamo tutti lì. Gli altri li avremo una parte online, li avremo una parte fidelizzati al nostro sito web e abituati a usare il sito web. Una parte dei giovani magari Facebook non lo stanno neanche più usando, quindi già lì dovrò spostarmi su Instagram e perché no su TikTok. Quindi in base all'evoluzione del mercato dovrò sfruttare i vari canali e non avere mai paura che un canale sovrasti o soverchi completamente un altro. Ok, quindi sostanzialmente l'ideale è guardare ovunque anche i meccanismi che magari non capiamo completamente perché magari c'è un target di nostri clienti che invece l'ha capito perfettamente. Certo, l'ideale è fare quella che è preliminarmente l'analisi di mercato. Dove sono i miei clienti, come si stanno muovendo online e offline i miei clienti, dove ho maggior potere di spesa, dove ho minor potere di spesa, dove serve maggior fidelizzazione, minor fidelizzazione, più brand reputation, meno brand reputation e così via, quindi sfruttarli tutti nel modo più equilibrato possibile. Perfetto, senti, grazie mille del tuo un intervento, piacere. facciamo applausoni che almeno dal vivo si sente, ti Grazie ringrazio, grazie a mille voi. per essere stata con E grazie noi. a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie ancora. Abbiamo l'ultimo intervento esterno prima della chiusura e vi assicuro che è una chiusura schioppettante comunque e in questo caso l'intervento arriva da Enrico Marchetto che come vi accennavo all'inizio della nostra chiacchierata è un super esperto di digital strategy e che ci racconterà di un'altra fettina di questo mondo. Voi probabilmente vi siete accorti, ogni intervento in realtà
realtà non ha un confine ben definito, perché in realtà non esistono questi confini ben definiti, esistono tutti degli ingredienti che fanno parte di una strategia digitale, dal punto di vista del marketing, dal punto di vista dell'e-commerce, dal punto di vista degli investimenti pubblicitari, dal punto di vista della comunicazione aziendale. Quindi la cosa importante è anche forse capire che la difficoltà nel muoversi in questo mondo ha a che fare con non ho bisogno del consulente che faccia A o che faccia B. In realtà abbiamo bisogno di una conoscenza prima di tutto interna e poi magari con delle consulenze esterne specifiche, ma per capire il mondo, prima lo diceva Chiara, della multicanalità. Ovviamente dobbiamo capire che il mondo è più ampio rispetto anche alla nostra capacità di percezione di questo mondo. Quindi invitiamo adesso Enrico Marchetto, partirà anche la sua sigletta tra pochi secondi e poi interverrà lui a raccontarci la sua fetta di storia per Rematch e quindi per questo altro intervento. Grazie Enrico, buona sigla e partiamo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi porto dei saluti da Trieste, una magnifica giornata. L'idea di oggi, passo subito a condividere la presentazione che ho preparato. Lasciamo un attimo lo spazio, eccoci qui. L'idea di oggi è quella di raccontarvi un mondo legato ai social network partendo da un titolo che è Cani, gatti e tramonti. Per chi non lo sapesse, Cani, gatti e tramonti è la santa trinità dei social network, sono quei contenuti, i cani, i cuccioletti, i pelosetti e i tramonti, sono quei tre grandi pilastri, le milestones del social net. Noi sappiamo che quando pubblichiamo un gatto abbiamo ovviamente un grado di engagement, quindi di ingaggio molto alto. Perché quanto ci mancano? Perché ovviamente da marzo il Covid e tutto l'universo legato al Covid sui social, quindi Covid sì, Covid no, negazionismo, casin di base, ok, ha cancellato la santa trinità dei contenuti sui social. L'obiettivo di oggi è riportare al centro Cani, gatti e tramonti. Naturalmente è un paradosso che andremo a risolvere a brevissimo. Chi sono e che cosa faccio? Mi occupo di social media marketing, tendenzialmente all'interno di quello che è il social media marketing e il social media management. Mi occupo di gestione dell'advertising, quindi di investire del denaro dei miei clienti, quindi SKAY, all'interno dei social. Lavoro per un tot di aziende che vi lascio qui, ho scritto anche un libro, ma lasciamo perdere e andiamo direttamente al dunque della questione e al nocciolo della questione. A marzo mi hanno invitato a Roma per un evento che l'invito l'ho ricevuto a marzo, l'evento si sarebbe tenuto ad aprile, naturalmente poi dopo qualche giorno è stato cambiato tutto e si è tenuto online questo intervento. Era un intervento, dovevo tenere un intervento su sullo stato dell'arte delle aziende, della piccola e media impresa, soprattutto in Italia, e i social. Poi immediatamente dopo lo scoppio del casino ho cambiato l'intervento e raccontando come le aziende si sono rimodellate durante il Covid. Questo di oggi è come se fosse una seconda parte, un tentativo di capire come a novembre le cose siano cambiate rispetto a marzo, cioè come si comportano e come si rimodellano le aziende e provando a dare anche qualche consiglio alle imprese, magari alla piccola e media impresa, rispetto a rimodellarsi, ripeto questo verbo che mi è molto chiaro, in chiave appunto con la contingenza attuale. A marzo è scoppiato un disastro e non sappiamo quando finirà.
cosa facciamo? Di base, quando noi siamo in difficoltà, il marketing è una disciplina meravigliosa, perché quando sei in difficoltà ti rifugi, come quando sei un po' in crisi, ti rifugi nei grandi classici. Quando sei in crisi d'amore ti rifugi nei classici, nei dolori del giovane Werther, vai un po' a ripensare, affidandoti a chi ha sofferto molto prima di te o a chi ha amato più di prima di te. Di base il marketing fa la stessa identica cosa. Quando siamo in difficoltà dobbiamo partire dalle basi. Allora ho provato a creare un framework, quindi una cornice di senso attorno a quello che è successo. E ho individuato 4 grandi categorie di aziende, 4 grandi categorie di aziende, e queste 4 categorie inquadrano 4 diversi comportamenti delle aziende durante il Covid, nel post-Covid e nel pre-Covid, nel senso che stiamo ritornando, anzi siamo nel pieno del ritorno a una situazione quasi speculare a quella di marzo. Le 4 categorie. L'idea di oggi è provare a vedere se la vostra azienda in quale di queste 4 categorie si situa. La prima categoria è una categoria un po' particolare perché il termine categoria, l'azienda speculativa, in Italia l'aspetto speculativo fa subito rimandare alla speculazione. In realtà, molto più banalmente, intendo come azienda speculativa quell'azienda che dal Covid ci sta guadagnando, cioè quell'azienda che trae profitto, maggiore profitto da una situazione del genere. Per esempio, chi dall'uso di Facebook e Instagram in questo momento storico sta traendo enorme vantaggio. Uno dei miei clienti principali, per esempio PokerStars è la multinazionale legata al mondo del poker. Più la gente sta a casa, più la gente è in quarantena, è evidente che più trae vantaggio. Però attenzione, perché non è, chiaramente questo è l'esempio più magari socialmente poco edificante, però in realtà tratteremo altri esempi e guarderemo le aziende che invece sono più socialmente desiderabili e hanno un atteggiamento speculativo. Una delle prime cose che io vi inviterei a guardare, per esempio, per capire, perché il consumatore, gli utenti, li capite, li interpretate in base all'analisi del loro consumo. Una delle cose che mi piace moltissimo fare in questo periodo è guardare una sezione particolare di Amazon, che è la sezione dei movers and shakers. Ve la mostro. Che cos'è la sezione dei movers and shakers? Sono quei prodotti che stanno scalando velocemente le classifiche di Amazon e sono suddivisi naturalmente per categorie. Questa ve la mostro in tempo reale. Naturalmente questa sezione Amazon ve lo dice, è aggiornata ogni ora. Vediamo come c'è l'invasione totale dei monopattini e delle biciclette. Naturalmente quei poveri cristi, quel 500.000 di persone che si è messo in coda per ottenere un bonus, dopo aver patito le pene dell'inferno, probabilmente è riuscito a ottenere il bonus. E vedete come, per esempio, il monopattino, il Ninebot della Segway, abbia avuto un aumento del 63.500% all'interno di una classifica di Amazon. Vediamo come questa bicicletta abbia avuto un aumento del 32.000%. Sono numeri assolutamente assurdi. Stamattina ero con i miei studenti universitari, con la mia classe di strategie digitali, legato al mondo del turismo, mostravo proprio questa schermata e dicevo loro, ragazze, se vi occupate di turismo in futuro, qui siamo di fronte a una svolta epocale, a una svolta culturale incredibile, nel senso che è molto probabile che quello che non è mai stato identificato come un mezzo di trasporto, ma un mezzo legato al tempo libero in Italia, diventi centrale nella vita delle persone, perché qui si parla di milioni di biciclette vendute. Quindi vi consiglierei di dare un'occhiata sezione per sezione su come sta cambiando il consumo, qual è il trend del consumo. In ambito informatica,
in ambito prodotti per la casa, in ambito giochi, in ambito giardinaggio. Andiamo a vedere come evolve il consumo. Abbiamo il massimo, la piattaforma di consumo più grande del mondo per fare questo tipo di test. Perché faccio questo tipo di test? Faccio questo tipo di test perché poi vi introduco appunto a quelle che sono le aziende speculative. Quelle aziende, chi vende biciclette in questo momento è sicuramente estremamente avvantaggiato, nonostante siamo al 6 di novembre, che non è propriamente quel periodo storico dove qualcuno compra una bicicletta. Questo per esempio è un mio cliente che si chiama Un pediatra per amico, UPA. UPA è una rivista che si occupa di assistere il mondo dei genitori, ma in realtà quando parliamo di genitori parliamo principalmente di mamme. Il pubblico di UPA è fatto da 95% mamme e 5% da padri nel mondo UPA praticamente non esistono, e quindi UPA è una struttura una dimensione editoriale che trae un enorme profitto in questo periodo storico, perché questo è un periodo storico drammaticamente pieno di dubbi. Bambini e Covid, scuola o non scuola, contagio, rimedi, c'è un'enorme ricerca in tal senso. E quindi UPA non fa che cosa ha fatto UPA? UPA non ha fatto che rimodellare il proprio piano editoriale e lavorarlo tutto in chiave ansie delle madri da aprile a oggi. E ricordiamoci, da marzo a oggi, e da marzo a oggi la ciclicità dell'ansia è cambiata, cioè di base è rimasta l'ansia, è cambiata l'espressione dell'ansia. A marzo era più Covid legato alla malattia, a giugno era Covid rientro a scuola, adesso siamo rientrati nel Covid e paura della malattia. Questo è un altro mio cliente, questo è Piaceri Mediterranei. Piaceri Mediterranei è una realtà che durante questo periodo, da marzo a oggi, Piaceri Mediterranei che cosa fa? Semplicemente lavora su un prodotto altamente qualitativo gluten free, cioè vuole produrre gluten free mantenendo la qualità, mantenendo lo stesso sapore di quello che tradizionalmente non è gluten free. Il celiaco o chi ha l'intolleranza alimentare in un periodo del genere è piuttosto in difficoltà. Dove reperisce il prodotto? Ecco, l'attività sui social di Piaceri Mediterranei era tutta orientata su un doppio fronte, dove assicurarsi il reperimento del prodotto, ok? E soprattutto fantasia in casa nel cucinare questa tipologia di prodotto. Quindi un servizio costante di ricette self-made, ok, da fare in casa nell'arco di pochissimo tempo. Quindi è un'azienda che da questo periodo storico ha tratto del vantaggio, provando a guadagnare spazi di visibilità proprio rispondendo all'interno dei social, stimolando a dove trovare i prodotti. Questo è un altro mio cliente, questo è uno dei principali, diciamo così, e-commerce di oggetti e arte sacra in Europa, si chiama Holy Art. Abbiamo una situazione di consumatore, in questo caso non è molto carino chiamarlo consumatore, ma di persona credente che per lungo tempo ha avuto difficoltà a andare alla funzione della celebrazione della Santa Messa, e naturalmente tuttora è anche ancora abbastanza sospettoso, nel senso, vado a messa o non vado a messa? Cioè ho del timore ad andare. E quindi Holy Art ha orientato tutta la propria comunicazione sui social, confortando il credente e magari fornendogli un nuovo prodotto che è il kit della preghiera in casa. Sono impossibilitato ad andare a messa? Ho delle difficoltà? Non mi fido tanto in questo periodo storico? Beh, posso avere la possibilità, grazie alla statuina della Madonna, a un libretto con le litanie,
e a un rosario, con un kit a €1, di assistere il mio credente nel fornirgli la possibilità di praticare in casa al sicuro delle proprie mura casalinghe. Quando sei un'azienda di tipo speculativo, cioè quando sei un'azienda che trae un vantaggio, fai parte di quella schiera di aziende particolarmente fortunate, di sicuro non sei un'agenzia di viaggi, per capirci, ma sei un'azienda che trae una sorta di vantaggio da questo periodo storico, i miei consigli su cosa fare in questo periodo storico sono di una banalità sconcertante. Se ti trovi in questa particolare situazione di fortuna, l'unica cosa che puoi fare è investire e continuare a investire, perché più investi, più guadagni. Perché ti trovi in una situazione, questo che vedete, che si chiama CPM significa costo per migliaia di impression, cioè quanto costa erogare 1000 impression, quindi 1000 visualizzazioni del mio contenuto, 1000 visualizzazioni della mia pubblicità all'interno di Facebook e di Instagram. Siamo in un momento storico dove il CPM è ridicolo. Già l'Italia è uno dei paesi, voi dovete immaginarvi l'Italia come il Texas della metà dell'Ottocento, cioè una grande frontiera da arrivo e occupo il territorio. Solo per il fatto di averlo occupato posso decretare che questo territorio è mio. L'Italia in ambito Facebook e Instagram assomiglia un po' al Texas, un territorio completamente libero da occupare. Perché? Perché tendenzialmente su Facebook e Instagram l'impresa, la grande impresa, ma figuriamoci la piccola e media impresa, ancora stenta a credere. Viene ancora concepito come quel gioco degli scemi dai gruppi, dei litigini, dei commenti negativi, di questo tipo di attività qua. Ok, no, cioè Facebook e Instagram sono potenzialmente delle grandi, enormi macchine di profitto. Perché? Perché lavoro su 36 milioni di italiani, che sono le persone iscritte a Facebook, su 21 milioni di italiani iscritti a Instagram e tendenzialmente molto reattivi. Il CPM, quindi il costo della pubblicità all'interno di Facebook e Instagram, è uno dei più bassi in Europa. Già la Spagna costa 2,5 volte l'Italia, la Francia costa 4 volte l'Italia, la Germania 5, l'Inghilterra 8 volte l'Italia. L'Italia è particolarmente un mercato vantaggioso, in questo periodo poi non ne parliamo. Abbiamo un altissimo ingaggio, cioè abbiamo un'altissima partecipazione all'interno dei social, mi pare abbastanza evidente. Le persone su Facebook e Instagram nel 2016, gennaio 2016, passavano un'ora al giorno mediamente su una piattaforma di proprietà di Facebook e di Instagram, adesso ci passano 2-3 ore tranquillamente al giorno, quindi c'è tanta presenza e tanto ingaggio, soprattutto pensando a quelli che sono i target che stanno crescendo di più, per esempio donne over 50, uomini over 60, che hanno potere d'acquisto, hanno attenzione. Abbiamo altissima copertura. Altissima copertura cosa vuol dire? La copertura è una metrica di Facebook e di Instagram che definisce quante persone raggiungo. Dove io prima, investendo 1, raggiungevo 2, adesso allo stesso identico prezzo ne raggiungo 4. Perché? Perché molti degli investitori su Facebook e Instagram si sono ritirati durante la pandemia, nel post pandemia e nel pre di nuovo pandemia. Quindi c'è, soprattutto per delle realtà, come vi mostrerò, soprattutto anche per delle realtà locali, per i retailer tradizionali, ovvero i negozi, si aprono delle opportunità spaventose in ambito Facebook e Instagram. Bassissimi CPA, in alcuni casi il CPA, che è il costo per acquisizione, crolla. Molti dei miei clienti hanno una situazione estremamente migliorata in termini di acquisizione. Naturalmente essere un'azienda speculativa non è facile, cioè di base la maggior parte delle imprese ha preso un grosso contraccolpo con il Covid, però se hai la fortuna di essere nel frame delle speculative hai un enorme vantaggio. Andiamo a vedere la successiva. La successiva è l'azienda rimodellativa. Che cosa intendo io per rimodellativa?
L'azienda rimodellativa è un'azienda che davvero grazie alla situazione legata alla pandemia, al Covid-19, ha scoperto un grande versante di business sull'uso di Facebook e Instagram. Prima non aveva mai percorso il canale Facebook e Instagram come potenziale canale di business. L'ha percorso proprio grazie alla situazione, quella classica situazione in cui di necessità virtù, trasformo la necessità in una grande virtù. E tendenzialmente queste aziende non abbandoneranno questo nuovo potenziale canale di business. Penso al fitness, penso alla formazione, penso alla pubblica amministrazione, penso a noi che stiamo facendo questo convegno in una modalità mista, ovvero alcune persone sono lì presenti, alcune persone sono online. Non erano situazioni così frequenti. Per certi versi, vediamo, questo per esempio è la palestra che io frequento. La palestra che io frequento è una palestra di CrossFit. Io pratico il nuoto in realtà, ma adesso il nuoto non lo posso praticare, quindi vado a fare rinforzo muscolare in palestra. La palestra ha chiuso esattamente come la mia piscina e io mi sono trovato in crisi, ma in realtà la mia palestra in tempo zero si è riorganizzata per fare l'allenamento online. Questo è il classico caso di un esempio di una diretta di un allenamento fatta su Facebook, trasmessa e con 1071 persone raggiunte. Il giorno 3, quindi 3 giorni dopo la chiusura attuale delle palestre, la palestra Audace, la mia palestra, ha pubblicato il piano dei corsi da fare in casa tutti su Zoom. Quindi è una palestra che non ha mai preso in considerazione l'idea di fare degli allenamenti online, si è rimodellata per riuscire a trasmettere in tempo reale il proprio allenamento con il coach davanti. Veicoli primari? Facebook e Instagram, inutile dirlo. Notate che la palestra Audace in questo momento ha qualcosa come una retention del 100%, cioè le persone che hanno bloccato l'abbonamento in vista di tempi migliori sono veramente pochissime. La maggior parte, qualcosa come sicuramente la maggior parte, ha confermato l'abbonamento e segue e continua a seguire online. Questa è la formazione del Digital Update. Digital Update è una famosa scuola di marketing italiana, che ha trasformato tutte le proprie classi dal vivo, quindi con la formazione in aula, le ha interamente trasformate e spostate online. La stessa università italiana dove insegno, la didattica online all'università, vi posso assicurare che sta funzionando parecchio. La stessa pubblica amministrazione, questo è uno spin-off della regione Friuli Venezia Giulia, e la pubblica amministrazione che non aveva mai preso in considerazione l'idea di fare della pubblicità su Facebook e Instagram, in un momento storico come questo, cosa va a pensare? Dove sono i miei cittadini durante un lockdown o un pre-lockdown? Dove si trovano? È evidente che sono sui social. Quindi quelle che sono le mie classiche modalità di trasmissione, ovvero il comunicato stampa o l'articolo sul sito della regione o altro, lasciano il passo a quello che è un investimento pubblicitario dove, se devo andare nelle mie aziende, nelle aziende della mia regione e le raggiungo spiegando la cassa integrazione in deroga Covid-19, uso l'advertising di Facebook e Instagram andando a raggiungere con un investimento limitato 21.750 persone, con un investimento qualcosa come 60-70 euro di investimento. Che cosa deve fare l'azienda rimodellativa? Se cambia il baricentro del business, o si inaugura un nuovo canale di investimento o si sposta l'obiettivo della conversione, e la conversione finalmente diventa misurabile. Ok? Quindi insieme ai valori di prima, quindi un CPM e minimi storici, abbiamo un altissimo ingaggio, abbiamo un'altissima copertura, bassissimi CPA, e in più nell'azienda rimodellativa si aprono nuove opportunità di business o servizio, scopriamo nuove opportunità di business.
scopriamo anche nuove tipologie di comunicazione del mio contenuto, scopriamo una nuova strategia. Le strategie di una palestra cambiano, perché improvvisamente quella palestra diventa aterritoriale, potenzialmente non è più legata al proprio territorio, ma può andare a raggiungere territori infiniti di persone che si allenano con quella palestra. E scopre nuovi target di persone che sono costrette in casa e che probabilmente hanno bisogno di allenarsi, persone che non avrebbero tempo di fare formazione e invece fanno formazione, perché il tempo in casa è dilatato. Quindi abbiamo detto aziende speculative, aziende rimodellative, aziende adattative, ok? Adattative. Quali sono le aziende adattative? Chi grazie a Facebook e Instagram si sta adattando alla situazione. Cioè ho preso una brutta botta col Covid, però provo in qualche modo ad adattarmi. Penso a Velux, un mio cliente, uno dei miei clienti principali, penso a Food Delivery, penso a una call che ho avuto con un produttore molto famoso di case in legno. E questa call mi ha veramente illuminato, perché l'esordio di questa call, di questo imprenditore, è stata: Enrico, guarda che sei in crisi forte, perché ne ha cancellate fiere sia sto anno sia il prossimo anno. Finalmente anche ste benedette fiere abbiamo scoperto che si possono cancellare, quindi troviamo anche degli elementi positivi da un punto di vista dell'impresa. Cominciamo a immaginare una nuova dimensione della fiera, visto che comunque ve le hanno cancellate, punto e stop, non se fiere, ok? Quindi lavoriamo su, in attesa che ritornino le fiere, proviamo a vedere se riusciamo a lavorare affinché sentiamo meno la mancanza delle fiere, magari lavorando di più in chiave digitale. Questo è Knez. Knez, sapete chi è Knez? Knez è, vi siete accorti che io vivo a Trieste, ma in realtà sono di Ponte di Piave, quindi il mio accento è pesantemente della sinistra Piave. Knez è un'azienda che fanno installazioni di caldaie di base, fanno controllo di caldaie. Naturalmente durante il lockdown sono bloccati. Che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a fare formazione interna a manetta legata a Knez, a diventare sempre più bravi, a lavorare, a coinvolgere anche il proprio pubblico, cioè non sono rimasti fermi. Quello che loro hanno fatto durante il lockdown ha adattato la comunicazione in un altro modo, cioè Knez ha cominciato a utilizzare Facebook e Instagram in una chiave completamente nuova e completamente originale. È dura raccontare caldaie su Facebook e Instagram, cioè nel senso, ingaggiare con le caldaie su Facebook e Instagram non è per niente facile. Eppure Knez ci riesce. Questa è la storia di una caldaia che è stata cambiata adesso, una caldaia che ha 36 anni. Qual è la storia, la bella storia? È che il tizio che vedete nell'immagine è la stessa persona che quella caldaia l'ha installata nel suo primo giorno di lavoro. E quindi in Knez, che non ha come obiettivo vendere caldaie all'interno di Facebook e Instagram, ma di raccontare il mestiere, Knez, ha adattato la comunicazione al periodo storico drammatico che ha visto. E questa è la chat di qualche giorno fa, di un paio di giorni fa, di Gabriele Knez. Gabriele Knez ha un serio problema, che è gobbo, è juventino, e quindi mi prende sempre in giro, quindi ho detto triplo, non triplete. Se voi vi seguite la chat, io gli dico, se ci pensi, a uno che cazzo gliene frega di leggere di caldaie, e invece avete un modo super figo di raccontare il lavoro, mai banale, sempre figo da leggere, e poi gli do appuntamento per un caffè perché ce la raccontiamo. Appunto, sono convinto che nessuno frega un cazzo, ma allora la mettiamo sul romantico, mi fa piacere che sia apprezzato, e i commenti dei clienti lo dimostrano. Poi io gli domando, curiosità, hai notato impatti sul business grazie a questo stile di comunicazione? È difficile avere un riscontro diretto, però sicuramente grazie a questa comunicazione ci siamo fatti conoscere da tantissimi. Cioè la situazione adattativa ha spalancato per Knez, installatore di caldaie, ok?
un nuovo potenziale parco clienti. Questo è Velux. A marzo gli installatori non potevano uscire a mettere su i lucernari, però Velux cosa ha fatto? Ha cominciato a serrare le fila. Utilizziamo questo tempo per fare una bella academy. Usiamo Facebook e Instagram per acquisire persone e farle passare, come dire, lavorare sulla consapevolezza di quanto sia importante avere luce naturale in casa, avere la luce dall'alto nelle progettazioni delle case, nelle house extension. Poi naturalmente è arrivato il bonus del 110% e Velux è andato a nozze con quel bonus. Però la comunicazione di Velux adesso è così, lavora non tanto sul lucernario, cioè sull'oggetto della vendita, quanto rivolgendosi a un pubblico che in questo momento sta lavorando da casa. Stai lavorando da casa? Ecco un paio di consigli per avere aria fresca e luce giusta. La condizione del Covid ha fatto riflettere Velux sulla tipologia di comunicazione e forse andare così tanto di prodotto, cioè provare a vendere lucernari dentro Facebook, non ha molto senso. Forse ha molto più senso usare Facebook e Instagram per veicolare l'importanza dell'aria fresca, ok? E della luce. Soprattutto pensando al fatto che la gente non può uscire da casa e quindi si mette il Velux. Quindi la soluzione non è uscire di casa, ma probabilmente portare luce naturale e portare aria fresca in casa grazie a un Velux. Questa è la trattoria da Massimo, questa è la trattoria che c'è nella via parallela dove abito. Quella che vedete probabilmente è un'immagine che per me rimane storica, perché è una delle immagini peggiori che abbia mai visto su Facebook e Instagram, però la trattoria da Massimo è famosa per i canestrei, ok? Fa dei canestrei che sono una cosa deliziosa, cioè maestri del gratinato e soprattutto maestri del rombo con le patate. La trattoria da Massimo probabilmente non sapevo neanche che esistesse Facebook. Eppure la trattoria da Massimo si è adattata a una situazione e persino Massimo ha scoperto le sponsorizzate di Facebook e Instagram in un contesto dove prima a Trieste nessuno faceva sponsorizzate su Facebook e Instagram. Questo è il negozio di un mio amico, si chiama Ezio Marconi. Questa che vedete è una pubblicità del 28 ottobre. Questo è un negozio di abbigliamento, un piccolo negozio qui vicino al mio ufficio, e vende abbigliamento di tipo un po' inglese, Ben Sherman, quelle marche un po' così, Moz si chiamano, e lui l'ha annusata Ezio. Cosa ha annusato Ezio? Ha detto, beh, non stanno tirando buone arie, se sei a casa ti faccio non il food delivery, ma il dress delivery, ti porto l'abbigliamento in casa. Ezio, grazie alla pandemia, ha scoperto la pubblicità su Facebook e Instagram. Ezio si è organizzato, per esempio, come sono organizzate le campagne di Ezio all'interno di Facebook e Instagram. Anche lì naturalmente l'ho aiutato io, la sfiga della mia vita è quello di essere esperto di Facebook e Instagram e tutti quanti mi domandano, degli amici mi domandano un sacco di consigli sulle sponsorizzate. Se noi guardiamo, Ezio ha fatto un ragionamento, l'ho fatto io, che a chi si rivolge principalmente un negozio? Un negozio si rivolge ai propri clienti. Dove sono i clienti all'interno di Facebook? Beh, molto probabilmente i clienti di Ezio saranno i fan della pagina. Ed ecco che fa una campagna dedicata ai fan della pagina. I fan della pagina sono i primi che devono sapere che sono uscite delle collezioni. E naturalmente fa una campagna sui fan della pagina e poi usa un'altra targetizzazione, che sono gli amici dei fan della campagna. Scusate, gli amici dei fan della pagina. Quindi tutti quelli che sono amici di qualcuno che è fan della pagina. Quindi tu vedi l'inserzione della nuova collezione uscita sul negozio di Ezio, ok? Perché sei amico di qualcuno che è già fan della pagina e la targetizzi in un arco di 17 km intorno al centro di Trieste. Poi quando qualcuno che è Friends of Fun diventa fan, spalanca nuovi Friends of Fun. Ezio ha scoperto che con 3 euro al giorno si possono raggiungere migliaia di persone alla settimana. Tanto che adesso si è ingolosito e di euro ne spende 5, non più 3.
e li spende ogni giorno per sempre. Un ristorante è e resterà sempre un ristorante. Non è ancora pronto a rimodellarsi, ma scopre l'advertising per adattarsi temporalmente. Deve testare questa nuova scoperta e capitalizzarla. Quindi, oltre alle cose che abbiamo detto prima, l'azienda adattativa deve immaginare un adattamento temporaneo. Scopre l'advertising, scopre un nuovo ruolo dell'advertising, cioè della pubblicità, scopre di avere una strategia. Magari si indirizza allo stesso target, chi andava in ristorante da lui, ma in un luogo diverso, nella dimensione casalinga. O magari scopre anche persone nuove, nuovi target. E poi c'è l'ultima categoria che è fatta dalle aziende interrogative. Sono le aziende che avevano un enorme vantaggio da Facebook e Instagram, ma adesso pagano l'ascolto di non capire come mantenerlo. Provate a immaginare una destinazione turistica, provate a immaginare, io ho sbagliato oggetti religiosi, mi è scappato, l'ambito della moda, per esempio i negozi che chiudono o comunque non c'è tanta gente in giro, pensate a un albergo. Questo per esempio è Bibbione che durante il Covid comunque diceva ragazzi qui i lavori comunque stanno andando avanti e mostrava di come i lavori in spiaggia stavano andando avanti per preparare ad accogliervi. Questo invece è un hotel di Marina Romea, un hotel, io sono stato in questo hotel, mi sono innamorato della loro comunicazione. Marina Romea è uno dei posti più brutti che abbia mai visto in tutta la mia vita. Cioè tu fai il bagno e hai i pozzi, le centrali davanti e poi vai alle 6, sei là che vuole bere lo spritz e subisci un assalto di zanzare grandi come pagnotte. Eppure è un posto molto amato perché la qualità del servizio è altissima. L'Hotel Meridiana, durante il lockdown, l'Hotel Meridiana è un hotel, lo chiamano Family and Nature, quindi è orientato alle famiglie, principalmente durante le famiglie, è talmente tanto coeso il pubblico di questo hotel che se voi andate nella sala colazioni di questo hotel, trovate, tutti quanti i bambini si sono innamorati della responsabile della sala, della cuoca, si sono innamorati e tutta la parete del Meridiana Hotel, della sala colazioni, è piena di disegni della cuoca che è vestita da Elsa di Frozen. Sapete come sono i bambini che ambientano i disegni negli scenari più incredibili. Che cosa hanno fatto? Hanno organizzato un laboratorio creativo su YouTube di realizzare il mare rivolto a chi? A tutti i loro clienti. E cosa hanno utilizzato? La pagina Facebook e il canale Instagram. Tanto che i tedeschi qua c'è Leni from Germany, mi mancate talmente tanto, ok, ma bisogna stare positivi. E cosa ha fatto? Cioè la figlia, la bambina del turista tedesco, casa, ha fatto un disegno dedicato a chi? All'albergo. Tanto è il livello di coesione. Quindi teniamo coeso il nostro pubblico. Come dicevano i romani, stringiamoci a coorte. Questo è Lazzari, il mio cliente di San Bonifacio. Lazzari naturalmente è molto avvantaggiato perché ha uno store online che viaggia molto bene, però i 4 negozi sul territorio sono tutti e 4 chiusi. E quindi cominciamo a raccontare in maniera anche autoironica questo periodo storico. Classifica di cose per cui ricorderemo questa primavera. Terzo posto, i matrimoni rimandati. Pensate a quanti matrimoni rimandati ci sono stati in questo periodo. Questo è un Holy Art, lavatevi bene le mani, ma non come Ponzio Pilato. Quindi cosa devono fare le aziende interrogative? Quelle che sono più in difficoltà in questo periodo storico? Tendenzialmente bisogna provare a capitalizzare per un futuro, nel senso che tutto l'ingaggio che viene generato adesso, se smettete di comunicare non avete più ingaggio. Se smettete di comunicare, se smettete di usare i social, se smettete di investire sui social, viene meno l'ingaggio e Facebook ti permette di recuperare l'ingaggio. Nel senso che tutte quelle persone che hanno interagito con te su Instagram, interagito con te su Facebook, hanno guardato un tuo video, hanno visitato il tuo sito web, diventa un capitale tracciabile che può essere ristimolato in futuro
quando la situazione migliorerà. Vado verso la conclusione. Prima cosa da fare, rimodella il tuo piano editoriale, cioè rimodella l'asset del tuo contenuto. Stai parlando con un pubblico diverso, con un pubblico emotivamente provato, con un consumatore che è stato a casa prima, liberato poi, rimesso a casa adesso. Devi cominciare a pensare al tuo consumatore e al tuo cliente in una chiave estremamente empatica. Devi capire in che condizione è. Questo è Natura Animali, un e-commerce di cibo per animali. Perché non sfruttare l'occasione per cucinare qualcosa di buono per i nostri pelosetti? Oppure Just Australia, un business che seguo, che si occupa degli italiani che vogliono andare a lavorare in Australia. E cosa hanno bisogno di sapere gli italiani che vogliono andare in Australia e gli italiani che sono in Australia? Entrambi vogliono essere rassicurati da un lato e dall'altro. Velux rimodella e mantiene un contatto frequente. Stai lavorando da casa? Ecco un paio di consigli per avere sempre aria fresca e luce giusta. Questo è Tomura. Le persone sono in crisi? Beh, lavoriamo, offriamo dei servizi di consulenza e di counseling, di counselor, 30 minuti di consulenza gratuita con noi per fare il punto, per pianificare, per ripartire. Questo è un altro mio cliente che è Benetton. E Benetton dice, ragazzi, non c'è problema, tutti in felpa oppure tutti in tuta, cioè va a rieditare e non va a mostrare i grandi abiti per il cenone di Capodanno, riadatta il proprio immaginario a persone che stanno principalmente in casa. E questo è un'altra chicca di Natura Animali, come scrive dei testi. Tu sai che se ti iscrivi alla nostra newsletter hai 5 euro di sconto sul tuo primo acquisto e più per selezionarlo quando il tuo pelosetto ti chiama, fa bau o miau. Di base concludo dicendovi che in questa situazione le cose peggiori da fare è far finta di niente, cioè continuare la mia comunicazione all'interno di Facebook e Instagram come se nulla fosse, continuo a fare tutto quello che facevo prima e soprattutto fare finta di niente e soprattutto non fare niente. Cominciate a ragionare. Se vi può aiutare questo framework, magari vi può aiutare a ragionare. Che tipo di azienda siete? Siete un'azienda speculativa? Siete un'azienda rimodellativa? Siete un'azienda un'azienda interrogativa, nel senso che non sa bene. Cominciate a studiarvi e cominciate a comprendere e a studiare la vostra comunicazione e cominciate a pensare se per la vostra nuova comunicazione rimodellata ai tempi della pandemia del 2020, Facebook e Instagram per questa nuova comunicazione non possono essere dei canali decisivi per voi. E soprattutto, perché no, anche l'advertising e la pubblicità in questo momento storico estremamente profittevole non siano delle ottime opportunità per un'azienda come la vostra. Io direi che termino qui la mia presentazione. Credo di essere stato nei tempi, spero che la regia... Sei stato bravissimo. Grazie mille Enrico, sei stato davvero nei tempissimi. Ci hai mostrato che in realtà il tuo lavoro, che è dietro le quinte, in realtà è un lavoro gigantesco. Ci ha permesso di capire, spero anche per le persone che c'erano online, che dietro fare roba sui social c'è tanto studio e c'è tanta analisi. Io anche grazie a te, attraverso di te, ho imparato un sacco di cose di quello che ci deve essere dietro e dico sempre che la cosa importante è che quando bisogna entrare negli investimenti importanti bisogna avere anche delle persone che ci accompagnino a capire delle cose importanti. Quindi grazie per avercelo detto, grazie per avere controbilanciato con il tuo accento quello di Santina della Sicilia, così abbiamo completato e fatto un giro dell'Italia completa, e questo anche è molto bello perché noi siamo qui in Veneto, ma in realtà questo mondo è davvero a 360 gradi. Grazie per il tuo intervento e ti auguriamo una buona serata. Grazie mille. Grazie mille per l'invito, grazie davvero. Grazie, ciao Enrico. E saluti a tutte e a tutti. Grazie mille. Allora, noi siamo arrivati all'ultima tappa
tappa che però, come detto, non è una tappa banale, perché in realtà è una tappa sostanzialmente importante. È la sintesi di quello che volevamo raccontare sostanzialmente volevo riprendere da dove avevamo lasciato la parte proprio iniziale di questo convegno, per raccontarvi di questo progetto, questo Rematch Reproject, che è di fatto una idea che abbiamo sviluppato insieme a Confartigianato, Focus Est e noi di Jumper. Allora, partiamo da un presupposto, che noi siamo convinti che esistano nel mondo di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto, di quello che dobbiamo portare avanti in termini di strategia, due macro temi. Uno è il tema del business, perché dobbiamo fare cose che ci diano soddisfazione, ritorno economico, sostenibilità. Dall'altra ci sono delle competenze, e queste competenze devono essere aumentate e rafforzate, proprio perché oggi il mercato ci sta chiedendo delle cose diverse. Questi due elementi non possono essere distinti, anzi, al primo punto, quello a sinistra, noi dobbiamo prima di tutto capire perché dobbiamo evolvere una serie di esperienze, di competenze, perché dobbiamo aumentare il business, dobbiamo cambiarlo e dobbiamo evolverlo. Quindi noi non possiamo credere che le persone che abbiamo davanti a noi in questo momento su YouTube e su Facebook possano credere, per il solo fatto di appartenere a una di queste sezioni, quindi abbiamo detto i creativi, i fotografi, i pubblicitari oppure le aziende, che debbano seguire delle strade diverse. Noi siamo convinti che prima di tutto, appunto, abbiamo una fase di business, e chiunque sia davanti a noi deve comunque prenderlo in mano in modo molto serio. Che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato a un percorso, e questo percorso è fatto prima di tutto dalla comunicazione. Stiamo parlando di business, sì, e il business lo stiamo vedendo dal punto di vista della comunicazione. Che cosa vuol dire per noi comunicazione per un'azienda piccola, media, grande, unica, di una sola persona? Una comunicazione interna, il che vuol dire comunicare in modo diverso e più efficace verso la scusate la tosse, verso la rete di vendita, verso i clienti. Una comunicazione esterna, che vuol dire un sacco di cose, e vado avanti perché poi scorrerà, perché i tempi sono tanti. Il sito, i social, le newsletter, l'e-commerce, abbiamo visto tanti di questi elementi raccontati durante questa giornata. E la comunicazione a distanza. Il fatto che oggi siamo qui a parlarci a distanza, ma è solo uno dei tanti elementi della comunicazione a distanza, che vuol dire riunioni, vuol dire eventi, vuol dire fiere. Prima ho sentito parlare Enrico delle fiere che non ci sono. Bene, io ho come mio cliente molto importante una fiera, e con loro abbiamo sviluppato tutta una comunicazione diversa, perché porta a dire che anche le fiere, che sono il classico evento fisico dove ci si incontra, sono diventate delle cose diverse, ma non per questo non meno efficaci. Serve avere degli strumenti, e questi strumenti magari richiedono delle competenze specifiche. Sì, grazie, facciamo questa cosa che entra così, perché così almeno bevo un pochino della mia acqua meravigliosa, e questa cosa mi aiuterà. Cin Cin non è il vino della zona, ma è solo dell'acqua naturale. Grazie mille. Allora, scendendo in questo punto, vedete, parliamo di linguaggi, parliamo di queste cose che magari si usano in termini di tante belle parole: digital storytelling, digital marketing, strategie di comunicazione web, strategie di comunicazione social. Tutto quello che porta al fatto del creare contenuti, che fare in modo che comunque le persone ci possano trovare. E durante questa giornata noi abbiamo visto l'importanza di essere presenti all'interno di una ricercabilità, per esempio su Google. Tutte queste cose hanno a che fare con la comunicazione. Bene.
E poi c'è la gestione. La gestione delle aziende è cambiata, sta cambiando, lo abbiamo detto all'inizio di questo incontro. Quindi abbiamo gli spazi di lavoro che cambiano, ma questo non è solo rimani a casa, in questi giorni si sta dicendo facciamo smart working. Lo smart working rischia di essere stupid working, perché se noi non creiamo delle situazioni per fare in modo che l'azienda entri all'interno delle case di un modo di lavorare diverso, noi in realtà abbiamo solo un allontanamento delle persone che si trovano perse, che si trovano in difficoltà, che non hanno gli strumenti e che addirittura rischiano di creare dei problemi all'azienda stessa, tra cui il problema della privacy, il problema della gestione dell'informazione, eccetera. Tutte queste cose devono far parte di una crescita da parte di tutte le aziende. E torno a dire, se qualcuno davanti a me è un libero professionista che fa un mestiere da solo, in realtà guardate che tutte queste cose in realtà riguardano anche lui, sia dal punto di vista del lui azienda o lei azienda o loro piccole aziende, ma anche perché queste competenze possono entrare all'interno delle aziende un pochino più grandi. Se per esempio faccio il caso dei fotografi, che è un settore che io conosco molto bene, se ci sono meno occasioni per magari fare una serie di attività che fino adesso si facevano per i motivi che ben sappiamo, magari il collaborare insieme a delle aziende per ottimizzare dei flussi di informazione visiva che possono portare l'azienda a comunicare meglio, bene, magari è un cambiamento, ma magari è un cambiamento anche questo interessante. E vedete, continuo a guardare sotto e dico cosa vendere, a chi vendere, come farsi trovare. Tutte queste cose sono degli elementi che fanno parte di quello che noi reputiamo il settore del business, ok? Bene. Quello che abbiamo pensato è che Reproject abbia una prima area di formazione che riguarda questo e che riguarda tutti, nel senso che comunque per poter poi accedere alla seconda parte, che sono quelle delle skills, che probabilmente sono le cose che vengono percepite come una maggiore esigenza. Adesso si fanno più siti, faccio un esempio banale, quindi voglio sapere come fare i siti. Questo va benissimo, ma si rischiamo di cadere nell'errore di pensare che lo strumento possa risolverci il problema. Anche questo è stata una delle cose che è stata detta durante la giornata di oggi. Bene, quindi la prima parte è dedicata al business ed è un corso di formazione che riguarda quello. La seconda è, so che viene considerato forse più di appeal, ma senza la prima parte probabilmente non funzionerebbe, che sono quelle delle skills. E le skills possono essere a seconda del tipo di attività, questo in questo caso per esempio riguarda il settore del design, quindi web app, architettura dell'informazione, struttura di una pagina digitale, fare capire come funziona il responsive design, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della comunicazione, il come si lavora sulla gerarchia, piuttosto che come lavorare sulla prototipazione di un'app o di un sito per fare in modo che un progetto possa davvero diventare reale, prima ancora di diventare reale, prima ancora che gli investimenti veri di programmazione possano essere scelti e decisi, e prima ancora per fare in modo che sia il cliente a dire sì, è esattamente quello che io voglio. Sono dei settori molto importanti. C'è tutto un mondo che riguarda per esempio la produzione sia di app che di web secondo una filosofia che porta al no code, cioè al non codice. Non sto dicendo che ormai non abbiamo bisogno di codice per fare tutto questo, ma esistono delle soluzioni che magari i designer non riescono ad affrontare, perché in realtà la creatività spesso è opposta a una visione più da informatica, da programmazione, da tecnica pura. Esistono dei metodi per riuscire a fare web, app e comunque interaction in modo molto creativo e molto funzionale, senza che si bisogna entrare e diventare degli informatici. Tutto quello che riguarda l'interaction design, noi siamo abbastanza convinti che il futuro, oltre a essere cose che si muovono, quindi video e cose in movimento, possano essere in movimento perché noi clicchiamo e le muoviamo. E tutto quello che riguarda l'usabilità e la funzionalità, perché laddove si cambiano i processi, i modi di comunicare e più si va avanti facendo in modo che l'interazione sia tra le persone che magari noi nemmeno conosciamo e le macchine, gli schermi, i monitor, noi dobbiamo capire che il mestiere del designer, di chi fa comunicazione, deve prevedere questo tipo di cosa. Vedete, sono delle aree di informazione, di formazione che diventano incredibilmente importanti.
Chi si occupa più di immagine, quindi video, immagini, foto, eccetera, può lavorare sul discorso dei video interattivi, delle immagini interattive, della realtà aumentata, della realtà virtuale che sta esplodendo in modo pazzesco all'interno del mercato anche per colpa o grazie di questo tipo di cosa, e della comunicazione a distanza evoluta. Come dicevo, noi abbiamo qui accanto tutto un team di tecnici bravissimi che ci hanno supportato. Bene, queste sono delle competenze che diventano sempre più importanti, anche perché è probabile, cioè noi ci augureremo che il prossimo match sarà di persona e sarà più interessante, ma ci saranno un sacco di evoluzioni che permetteranno di sicuro il fatto che questo, che è una realtà fisica, potrebbe diventare una realtà di realtà aumentata, dove io posso correre e creare delle interazioni con le persone, perché c'è un'immissione di immagini digitali che si integrano e si fondono insieme a quelle vere. Queste cose stanno già succedendo, ma queste cose stanno diventando dei mestieri che di sicuro hanno delle applicazioni molto forti. E vedete quante cose ci sono all'interno di queste opzioni. La terza area, che è quella più vicina al mondo delle aziende, noi vediamo che ci sono strategie per le aziende digitali, quindi SEO, digital marketing, reputazione digitale, dati e privacy, tutte cose che noi abbiamo appena accennato ovviamente in una giornata come questa, ma devono essere approfondite. Tutto quello che riguarda la brand communication per trasmettere i valori aziendali nell'era digitale, quello che diceva prima Enrico Marchetto alla fine, porta a dire che le aziende non devono più dire guarda che c'è il mio prodotto, è bello, compralo, perché non esistono più brutti prodotti, esistono prodotti che comunque trasmettono qualcosa perché l'azienda trasmette qualcosa. Questa cosa ha a che vedere con la brand communication, con i contenuti brand, con la presenza dei brand all'interno dei social network, su come investire con responsabilità e con visibilità online. E l'ultima parte che riguarda la customer experience, cioè fare in modo che una volta che io ho venduto qualcosa, le persone non è che vengano abbandonate, perché una volta che le abbiamo venduto una cosa, quello è il migliore cliente che io posso avere per rivendergli qualcos'altro. Ma è chiaro che se questa persona ha dei problemi, dei dubbi, delle esigenze, se noi non siamo in grado di venirle incontro, chiaramente la prossima volta lui se lo ricorderà che questa cosa non esiste. E visto che i mezzi digitali ci consentono di fare una interazione con i clienti veramente forte, veramente profonda, non c'è nessun motivo per cui non è necessario farlo. Come vedete, tutto questo è una struttura che per noi è diventata molto nitida, sono cose che noi dobbiamo inserire all'interno dell'esperienza di tutti i professionisti e di tutte le aziende. È una struttura che richiede e che noi abbiamo pensato di sviluppare sotto forma di una piattaforma formativa. Che cosa vuol dire? Non sono solo della formazione, vuol dire anche che abbiamo una scatola che contiene queste cose, perché è vero che i video, i webinar sono belli, ma poi queste cose si disperdono nell'aria, nel mondo, sperdiamo un link e abbiamo perso tutto. La nostra idea è che ci sia una classe dove le persone arrivano, dove hanno delle lezioni, dove ci sono degli orari, dove ci sono delle logiche, sebbene accettiamo il fatto che, visto che sono digitali, c'è la flessibilità del oggi non posso venire, ma in realtà tornerò domani e troverò gli stessi contenuti organizzati. Ci saranno delle aree per poter fare delle attività insieme, ci sono delle attività da gestire in vario modo, quindi è di fatto una scuola però in formato digitale. Questo è molto importante. Sarà sincrona e asincrona, perché noi siamo sicuri che l'erogazione di un contenuto è importante, voi potete fruirlo quando volete, ma al tempo stesso la possibilità di avere anche dei momenti in cui l'effetto sincrono, anche se siamo a distanza, ma possiamo interagire, ci darà la possibilità di crescere insieme, di capire insieme. Altrimenti diventa che uno nel suo angolino fa le cose e poi diventa un po' triste a farsele, perché ovviamente non ha neanche l'energia degli altri, del docente, della persona che lo vuole aiutare, eccetera. Quindi tutto questo porta al fatto che la nostra idea è abbastanza logica. C'è una serie di lezioni frontali, digitali, quindi stiamo parlando che chiunque, se vuole, può entrare in questo contenuto e partecipare, che sia in Sicilia vicino a Santina, vicino a Trieste, vicino a Enrico, chiunque dove si voglia, eccetera, ma anche momenti di lavoro insieme. Quindi è fatto per
voi, ma è fatto anche per sempre. L'altra cosa che non riusciamo a sopportare è l'idea che uno entri in una scatola e che poi questa scatola scada. Le cose digitali non scadono, quindi l'idea è, una volta che voi siete entrati in questo percorso, magari avete seguito alcune cose, le altre cose magari non avete il tempo in questo momento di seguirle, le potrete seguire tra 1 mese, 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, perché comunque quel contenuto e quella scatola sarà a vostra disposizione. Quali sono i valori che ci hanno portato a questo? I valori sono sostanzialmente quelli dell'innovazione. Noi siamo abbastanza convinti che, come abbiamo detto all'inizio, fare formazione e informazione oggi significa ribaltare tutto quello che abbiamo fatto finora e cercare di farlo in modo innovativo. Questo umanesimo, questo pensiero che le persone possano prima di tutto essere persone, è stato detto da diverse persone, anche all'interno non avevamo sincronizzato le slide, ma il valore umano è diventato un elemento importante in tutte le presentazioni che noi abbiamo visto oggi. L'accessibilità, il fatto che noi possiamo accedere quando vogliamo, come vogliamo, in tutti i modi, questo è assolutamente fondamentale, ma questo riguarda anche una questione economica. Noi non stiamo facendo una costruzione di un progetto che preveda che l'introduzione richieda degli investimenti folli. No, noi crediamo che la democrazia della crescita debba essere supportata da tutti ed non è un caso che siamo in questo ambiente dove prima di tutto c'è una collaborazione, c'è una entità come Confartigianato non nasce per vendere mele, ma è per fare mele insieme. Questa è l'idea di fondo come logica. E l'autorevolezza, perché è chiaro che quando uno si affida a delle persone per dire ok, mi metto in mano tua, dammi una mano a vedere qual è il mio futuro, il problema è chi sono le persone che lo fanno. Noi siamo piccolini come Jumper, però da 20 anni cerchiamo di aiutare nell'innovazione le persone che si occupano di comunicazione. Confartigianato di Vicenza non a caso è qui a fare questo e lo fa da sempre e lo fa per veramente tutte le entità che vivono in un ambiente che vuole davvero costruire qualcosa di buono. Tutto questo ci porta a dire che lo possiamo fare insieme e che lo possiamo fare adesso. Io adesso chiederei a sia Roberta sia Silvia, che ci hanno introdotto inizialmente, di venire sul palco. Io adesso magari mi metto anch'io la simpatica mascherina, visto che siamo tutti e tre insieme, però vi lascio sostanzialmente, poi vi lascio parlare. Ciao carine, ciao. Ok? Esiste un collegamento che è, esiste questo progetto si trasformerà in un sito tra pochissime settimane. Io vi chiedo, se pensate che c'è qualcosa di interessante in tutto quello che ci siamo detti, c'è quella mail, c'è quel QR code che porta alla mail, quindi non cambia niente, quindi è hello-reproject.eu, è anche europeo inteso come in modo allargato, ma semplicemente perché il .it era occupato, quindi tanto per farla facile il concetto. Però vi chiedo, se voi pensate che questa cosa sia interessante, ovviamente non è assolutamente impegnativo, ma vogliamo capire se le quasi 100 persone che sono state dall'altra parte in realtà credono che questa cosa sia condivisibile. Giusto? Giusto, capo. Sì, certo. È una battuta rubata da un film. No? Sì, certo, e come no, va bene. Abbiamo, credo, più o meno finito la nostra chiacchierata. La nostra maratona di temi. Maratona, veramente. Sì, siamo stati abbastanza bravi a chiudere anche nei tempi più o meno giusti. Perfetti, come sempre a me ringraziamenti. Luca, grazie. Grazie per a voi. essere stato con noi. Anche per il colore così perfettamente compatibile con Rematch. E uguali, cioè perfette, no? Una è andata sul tono ceruleo e l'altra sul tono perfetto. I dettagli fanno la differenza. Io faccio il nero, esatto. I dettagli fanno la differenza. Senza dubbio. Abbiamo lavorato tanto, i dettagli faranno anche questa volta la differenza. Spero davvero. E continuate a seguirci perché vi sorprenderemo ancora. Siate curiosi. Grazie mille. Grazie da parte anche di tutti quelli che erano accanto a noi a fare in modo che questa cosa fosse stata realizzata nel modo migliore possibile. Grazie per esserci stati, veramente. Grazie alla regia. Grazie. Buona serata a tutti. Ciao.